Ok. Allora, buonasera a tutti. Claudio Beltranello, per chi non mi conosce, coordino il gruppo strategico su sanità e sociale del Partito Democratico del PD Veneto e abbiamo organizzato questo ciclo di formazione con l'obiettivo di condividere alcuni contenuti che riteniamo essere utili, oserei dire essenziali per gli amministratori in un momento così difficile nel post-Covid. Quindi abbiamo, questa è il terzo incontro e questa sera abbiamo il focus specifico sul problema del disagio psichico, le malattie mentali. Allora, ne parleremo con il dottor Gerardo Favaretto, che è uno psichiatra, è stato direttore, quindi primario del Dipartimento di Salute Mentale dell'USL di Treviso, con Elisa Martini, che è assessore alle politiche sociali del comune di Nogarole Rocca, e con Anna Maria Bigon, che è la nostra consigliera insieme a Francesca Zottis in quinta commissione, quindi commissione sanità del Consiglio regionale Veneto, nonché ex sindaco, per cui ha anche questa prospettiva. Allora, il taglio, quindi ringrazio ovviamente i nostri relatori principali, poi per chi ha già seguito le altre serate sapete che diamo ampio spazio poi alla condivisione, al dibattito e chiederei, come dire, di sottolineare nel vostro intervento proprio questo taglio, cioè il ruolo specifico che dà in qualche modo mandato, potere a un amministratore di occuparsi di questo ambito della psichiatria, cioè quali sono gli elementi chiave. Ovviamente il dottor Favaretto ha visto il funzionamento dei servizi come primario, ma certamente, e ce lo dirà lui, ha dovuto interagire moltissimo con i comuni, i servizi sociali dei comuni, eccetera, e quindi con i vari assessori, sindaci, e quindi ci interessava anche proprio la prospettiva di chi il servizio, diciamo il fulcro del servizio, l'ha gestito per tanti anni. Quindi io non ruberei altro tempo e andiamo subito al sodo. Questo è l'obiettivo di questo ciclo di incontri. Quindi grazie ancora al dottor Favaretto, prego, a te la parola e diciamo che se riesci a stare in mezz'ora con il tuo intervento, poi diamo la parola agli altri relatori in modo tale che ci sia spazio, insomma, per chiudere alle 11 anche con dibattito, quindi mezz'ora, 35 minuti, insomma, senza stare lì col cronometro, ovviamente. Prego. Va bene, grazie, buonasera, bentrovati a tutti. Io in verità stasera sono venuto sì come sulla base di un'esperienza fatta, ma anche come referente del Coordinamento Veneto per la Salute Mentale, che è un coordinamento di tutte le associazioni della salute mentale che vuole e ci tiene insomma a promuovere l'interesse e la priorità della salute mentale nel territorio con tutti i soggetti, quindi è veramente un piacere, è un'importante occasione per noi, insomma, parlare con amministratori, con persone che si devono un po' chiarire l'idea sulla salute mentale. Io ho preparato una presentazione delle diapositive che vi lascerò perché temo che non riuscirò a dirvi tutte le cose in mezz'ora, 35 minuti, perché la tematica è molto complicata o comunque insomma è molto vasta. Io ho cercato di partire da quelli che sono gli aspetti fondamentali, andrò veloce su alcune cose, altre le salterò, però appunto se volete poi le diapositive sono a disposizione, quindi se qualcuno magari vuole riprendere qualcosa, ben volentieri. Ho aspettata tanto e adesso non la sento. Torniamo tra un attimo. Gerardo, Sì, se hai bisogno di un po' più di tempo, cioè per carità che
veramente. Dopo ti chiediamo di partecipare, poi ti tagliamo il tempo, no? Per allora sono state No, sorprese. tranquillo. Vai pure avanti. Va bene, vedete tutte le diapositive. Il tempo che Vedete ritieni tutte utile. le diapositive, adesso No, se condivido hai lo preparato anche le schermo. slide. Abbiamo abolito la povertà, poi ovviamente c'è stata la pandemia. Aspetta che spengo un po' i microfoni. Ancora un provvedimento molto discusso. Allora, chiedo a lei, professore. Non riesco, scusate, chiudete il microfono. Non riesco a trovare chi era il De Bortoli. Adesso perfettamente, benvenuto. Ok, allora, come vedete, insomma, quello che cercherò di illustrarvi ha a che fare da una parte con i principi della presa in carico delle persone che hanno problemi di salute mentale e dall'altro con quelli che sono i punti, diciamo, di forza e di criticità delle politiche della Regione Veneto in questo ambito, in questo momento, quelle che sono le priorità, cercando di concludere nello spiccio che dava adesso Claudio Bertramello, di far capire perché non è una questione che riguarda medici specialisti o solamente gli operatori del settore o le persone o le famiglie, ma riguarda tutta la comunità e in primo luogo anche la comunità di tutte le agenzie sociali, dai comuni a tutte le associazioni, al volontariato, eccetera. Di cosa si occupa la psichiatria? È una specialità appunto medica o appunto è una questione che ha una ricaduta importante dal punto di vista sociale? La psichiatria nasce all'inizio dell'Ottocento con un gesto molto importante, quello di uno psichiatra francese che si chiamava Philippe Pinel, che nominato direttore di un ospedale per poveri, trovò appunto persone ammalate, legate con le loro catene ai muri, ai ceppi, contenute in condizioni miserabili, e li liberò, le disse: queste persone non vanno contenute, non vanno legate, ma vanno curate. Questo è il principio della psichiatria, l'inizio proprio storico, diciamo, di questa disciplina, che vedete è un inizio non solo e non tanto concettuale di sapere. Non è che Pinel, quando fece questo gesto, sapesse o conoscesse che cos'era la malattia mentale, ma mise come prioritario il fatto di intervenire sulle condizioni umane di queste persone, cioè di rendere comunque la struttura in cui si trovavano una struttura terapeutica in cui non ricevessero appunto controllo, contenzione, legami, catene, legacci, ma appunto ricevessero cure. Nel 1904 in Italia c'è stata la prima legge. Scusate, ve la richiamo, lo so che non è questione di storia, ma sono cose che sono ancora dentro magari la testa delle persone, anche un po' nel senso comune. Cosa diceva la legge del 1904? Scusate, che vado indietro. Diceva: devono essere costituite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa d'alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri o riescono di pubblico scandalo. Quest'idea di essere pericolose a sé o agli altri è una cosa che le persone hanno molto ancora in testa quando parlano di psichiatria, cioè ritengono per esempio che questo sia un criterio ancora attuale nel decidere per esempio se una persona debba essere sottoposta o meno a un trattamento obbligatorio, peraltro per fortuna a Venezia sei rara, ma l'idea, l'aspettativa, la convinzione, diciamo, da parte di una parte perlomeno della comunità delle agenzie, è che insomma i servizi per la salute mentale, quello che faceva una volta il manicomio, debbano esercitare sostanzialmente una funzione di controllo. Questa idea del controllo nasce da allora, insomma, dalla legge istitutiva dei manicomi. I manicomi, d'altra parte, pur una realtà importante, queste sono le modalità con cui venivano ricoverate le persone in manicomio, era di fatto un provvedimento di pubblica sicurezza, cioè era il prefetto che decideva appunto che la persona fosse ricoverata, era di fatto un atto di tipo giuridico, non aveva niente a che fare con i percorsi di salute o di cura, e tant'è vero che poi negli anni 30, nel famoso codice Rocco, ci fu anche il fatto che chi veniva ricoverato in manicomio riceveva un'annotazione nel proprio casellario giudiziale come se si trattasse appunto di un reato penale o qualcosa del genere. Questa cosa fu eliminata solo nel 1968, quindi non proprio tantissimissimi anni fa, insomma, ecco, poi chi come me, insomma, qualche anno in più, nel 68 si ricorda appunto
di momenti in cui questo tipo di certificazione e di modalità di approccio erano ancora assolutamente vigenti, come erano vivi e funzionati i manicomi. I manicomi erano condizioni, come dire, da un punto di vista umano profondamente degradate, una porta da cui si entrava e non si usciva, una porta controllata che cementava e controllava il passaggio delle persone dal fuori al dentro, dal mondo del fuori, dalla comunità al dentro il manicomio, e il manicomio era soprattutto un luogo dove venivano contenute e custodite persone che avevano problemi di tutti i tipi. Oggi ci sono le servizi per la disabilità, quello per gli anziani, ecco, il manicomio conteneva tutti, qualsiasi fosse il problema che avesse a che fare con tale da rendere l'individuo pericoloso a sé agli altri, ecco, in qualsiasi caso la persona veniva ricoverata in manicomio. Voi capite che poi quello che dentro i manicomi succedeva non aveva nulla a che fare con i processi della cura, sono cose che sono importanti dire, ma aveva a che fare appunto con gli aspetti del controllo. Questi sono strumenti di contenzione, la camicia di forza, i bracciali, il letto di contenzione, le cinture, tutte modalità che per quanto molti criticassero, no? Perché fin dai primi del Novecento c'era un forte movimento antagonista all'idea che si dovesse contenere le persone, però nella pratica questo succedeva regolarmente, per cui le persone venivano legate, contenute, e questo era sostanzialmente il trattamento che potevano ricevere nel manicomio. Quindi il manicomio era sicuramente un brutto posto, lo era per tantissimi motivi, ma forse il motivo principale per cui lo era è che non aveva nulla a che fare con i bisogni delle persone che vi entravano. Non va dimenticato, no? Il fatto che esisteva questa cosa, che esisteva questo tipo di risposta. Abbiamo avuto nel nostro paese un crescente numero di posti letto, vi ricordate, per chi se lo ricorda, insomma, i manicomi erano ad amministrazione provinciale, cioè dipendevano dalle province, ogni provincia ne aveva uno. Per esempio a Treviso c'era quello di Treviso, a Padova quello di Padova, e ogni provincia veneta ne aveva uno. Il primo ad essere istituito come tale furono gli istituti veneti per gli alienati, che era poi il manicomio di Venezia, insomma, mentre gli altri vennero tutti quanti dopo. Comunque, insomma, c'è una storia radicata dei manicomi all'interno della nostra regione. Poi venne l'80, nel maggio del 1978, che poi fu subito accorpata nel dicembre dello stesso anno, nella 833. In realtà era una piccola leggina, che però ebbe un potere defragrante rispetto al trattamento delle persone con malattie mentali. Già nel 75 si erano istituiti i servizi, i cosiddetti CAD, centri antidroga, quindi si erano, come dire, tolti dalla popolazione del manicomio le persone che usavano sostanze. Allora il problema era, diciamo, dimensionalmente più minore rispetto ad oggi, che invece ha esploso e ha raggiunto dimensioni quasi epidemiche. Allora invece già nel 75 si impedì il ricovero in manicomio delle persone che avevano problemi di dipendenza. Nel 78 appunto si fece la legge 180. La legge 180 sostanzialmente definisce le procedure per i trattamenti sanitari obbligatori e dice che non si deve ricoverare, possono ricoverare persone in ospedale psichiatrico. Quindi i suoi principi, come vedete, sono il superamento dell'ospedale psichiatrico, lo spostamento dell'assistenza della psichiatria, quello che allora veniva chiamato territorio. Non sono passati tantissimi anni, ma non è che poi negli anni 80-70 si fosse chiarezza su cosa il territorio fosse, perché c'erano gli ospedali con le loro amministrazioni, qualche servizio mandamentale, qualche dispensario, ma cos'era il territorio? Non c'era. Allora la psichiatria, la legge sulla salute mentale fu estremamente innovativa, perché comunque parlò appunto di una realtà curante, di un sistema curante che non andava identificato con un muro, con una struttura, ma con una rete, con un sistema che appunto chiamò territorio. La dignità della persona, la destigmatizzazione della malattia mentale, cosa vuol dire? Nella 180 si fa un salto di qualità rispetto alla considerazione del bisogno della persona, no? Si dice possono essere ricoverate solo le persone che hanno bisogno di essere curate, non perché sono pericolose agli altri. Sparisce questa dizione. In teoria doveva sparire anche il controllo sociale,
Oggi, a 40 anni di distanza, sappiamo che così non è stato, che questo ha continuato ad essere, però in verità allora in qualche maniera pensava, si pose questo valore come valore fondante della riforma dell'assistenza. Si identificarono gli operatori nei manicomi, nei vecchi manicomi, lavoravano i medici e gli infermieri, che poi erano persone che avevano fatto i corsi di 2 settimane, spesso scelte sulla base di peso e altezza, cioè dovevano essere alti e robusti, in grado appunto di contenere i pazienti. Invece già nel 78 cominciavano ad esserci molte professionalità, lo psicologo, l'assistente sociale, infermieri diplomati, cioè una serie di operatori, quella che poi fu in qualche modo la base della multiprofessionalità. E in generale uno dei principi di quella legge fu il fatto che che la salute mentale era un valore della comunità, cioè riguardava tutti. Spesso noi pensiamo appunto a un problema di salute come un problema individuale. Tutti i problemi di salute non sono mai problemi individuali, perché anche se uno si rompe una gamba è un problema che comunque comporta tutta una serie di disabilità, di interventi, di necessità che vanno al di là del semplice riparare chirurgicamente la gamba. Ovviamente, se il funzionamento di una persona è compromesso globalmente per la sua malattia mentale, è evidente che questo ancora di più riguarda appunto il contesto, non solo il contesto, il microcontesto, la famiglia, ma in generale pone problemi come vedremo, della casa, del lavoro, del suo funzionamento, della sua inclusione nella comunità. L'idea dell'inclusione nella comunità era uno dei principi forti sostanzialmente della 180. Quindi blocco dei nuovi ricoveri in psichiatria, costituzione dei servizi psichiatrici, così come vedremo dopo e come sono strutturati. Nell'ospedale generale restava un piccolo ripartino di psichiatria, ma il centro non doveva essere questo, insomma. Fu accorpata nell'833, questa è una legge che probabilmente insomma, avete presente tutti, ma quello che mi interessa sottolineare è che nell'833, cioè nella riforma sanitaria 78, ci furono dei principi importanti. Il primo, il diritto universalistico alla salute, e esplicitamente veniva detto che questo diritto riguardava anche le persone con disturbo mentale, cioè non c'era una legislazione a parte per chi soffriva di disturbo mentale, ma la malattia mentale veniva considerata come un problema di salute come tutti gli altri. Quindi il diritto alla tutela della salute riguarda tutti i cittadini per appartenenza, diciamo, alla nazione, insomma, per il fatto di essere cittadini italiani, hanno diritto a una tutela della salute intesa globalmente anche dal punto di vista della salute mentale. Introduceva il controllo della partecipazione, della partecipazione del controllo da parte della comunità. Questo è un discorso che nel funzionamento della salute mentale è particolarmente importante, perché non sono solo gli operatori, non sono i servizi a fare da soli salute mentale in un territorio, in un contesto, in una comunità, e appunto apriva alla questione del territorio, dei servizi territoriali, quindi a qualcosa che non fosse ospedale e all'integrazione di questi servizi all'interno dell'ospedale. Quindi questo è il clima in cui nasce la fisionomia dei servizi. Nel 94 fu fatto il primo progetto obiettivo nazionale per la salute mentale. Se fate 4 conti sono 16 anni, dal 1978 al 94, non è proprio pochissimo, nel senso che per 16 anni la regolamentazione dei servizi, delle attività era piuttosto naive, nel senso che sì, non c'erano dei modelli, qualche modello sperimentale, regionale, però non c'erano dei modelli veri e propri. Nel 94 si stabiliscono appunto dei modelli di riferimento, un punto di riferimento. Per la prima volta si parla del Dipartimento di Salute Mentale, ed è vero che alcune strutture, anche se poi appunto del tempo alcune sono cambiate, altre di fatto rimangono. I centri di salute mentale, che hanno cambiato tanti nomi perché si chiamano centri psicosociali, si sono stati chiamati centri di igiene mentale o qualsiasi, insomma, in tanti nomi. Oggi si chiamano centri di salute mentale, ma concettualmente sono stati concepiti allora. Scusate che sposto un attimo. Come è fatto un dipartimento di salute mentale? Di cosa parliamo quando parliamo di un dipartimento di salute mentale? Innanzitutto parliamo di quella struttura
che raccoglie tutti i servizi che all'interno di un'azienda sanitaria locale si occupano di salute mentale. Ora, questo comporterebbe un discorso, insomma, sul quale, casomai, se volete, ritorniamo, perché la definizione stessa della salute mentale è una definizione ampia, che non è necessariamente collegata, per esempio, alla presenza o all'assenza di una malattia mentale, così come viene concepita nei manuali diagnostici, ma la salute mentale è appunto uno stato globale di benessere che innanzitutto riguarda tutte le fasce di età, e spesso i dipartimenti invece sono dipartimenti della salute mentale dell'età adulta. Poi condizioni che possono turbare la salute mentale che hanno a che fare, per esempio, con epoche evolutive, l'infanzia, l'adolescenza, o involutive, gli anziani e problemi di questo tipo, oppure con problematiche di fondo come l'avere, nascere con alcune disabilità e quindi con alcuni problemi di funzionamento. Anche questo, di fatto, pone delle questioni di salute mentale, così come appunto l'uso delle sostanze, tutto quello che ci sta dietro. Quindi c'è, come dire, un senso estensivo, se vogliamo, per quel che riguarda la salute mentale. Il Dipartimento di Salute Mentale di fatto è limitatamente, rispetto a questo senso estensivo, quella struttura che si occupa specificamente dei problemi legati alle malattie mentali dell'adulto. Ecco, che questo sia un bene o sia un male, se ne può discutere. Ci sono regioni dove i dipartimenti di salute mentale sono più inclusivi, per esempio rispetto all'età evolutiva o rispetto alle dipendenze. Nella nostra regione non è così, sono servizi molto distinti fra di loro. Peraltro, tradizionalmente alcuni di questi hanno un'afferenza più sociale, come le dipendenze o come i servizi per l'età evolutiva, o più sanitaria, come i dipartimenti di salute mentale. Anche questo, capite, è un artificio, insomma, perché la problematica di cui parliamo è contemporaneamente sociale e sanitaria, se proprio la dobbiamo dividere, insomma, in qualcosa. È una problematica globale che riguarda gli individui, insomma. Una cosa importante dei dipartimenti di salute mentale è che sono e debbono essere compresi all'interno della rete sociale, e uno dei compiti fondamentali del Dipartimento è quello appunto di promuovere il protagonismo delle realtà che hanno a che fare o perché sono direttamente interessate, quindi le associazioni di familiari, degli utenti, o perché comunque sono nella rete degli erogatori di servizi, il privato sociale, le cooperative, il volontariato, o perché sono fornitori di risorse, i comuni, per esempio, o sempre i comuni, perché sono significativamente coinvolti nella percezione del bisogno, cioè perché si trovano, per esempio, con i loro servizi sociali si trovano di fronte a situazioni complicate, difficili, che magari non sono arrivate ancora, no, in questo tipo di realtà. Allora, in una realtà più specialistica, più specifica. Quindi uno degli aspetti in cui il Dipartimento di Salute Mentale si deve contraddistinguere, anche rispetto ad altre organizzazioni sanitarie, è la promozione della partecipazione. E quindi è una struttura che deve, come dire, avere i suoi organi di partecipazione, perché la partecipazione non può essere un valore astratto, cioè se io dico, vabbè, tu partecipi, quando, come, dove, con che modalità, con quali possibilità, ed è per questo che appunto un dipartimento innanzitutto comincia a essere tale nel momento in cui esiste un consiglio, esiste un'assemblea, in cui esistono associazioni che vi partecipano, che discutono, che danno il loro parere, il loro contributo. E quindi uno dei compiti del Dipartimento è quello di promuovere questo tipo di protagonismo. Questo è, come dire, uno di quei passaggi, di quelle conquiste che è stata fatta lentamente nel tempo, negli anni, che si è molto consolidata, ma è una di quelle cose che invece purtroppo rischia di perdersi per strada. Come è organizzato un dipartimento? Questo è un esempio. Il dipartimento è sostanzialmente fatto da tante unità operative complesse, quindi ho messo 3, potrebbero essere 2, potrebbero essere 4. In verità, appunto, non esistono nel nostro territorio regionale dipartimenti più grandi di 3 unità operative complesse, che a loro volta sono molto, molto grandi, a parte le specificità di 2 territori, che sono Padova e Verona,
dove originariamente veniva previsto un dipartimento interaziendale, quindi comprendeva sia la parte universitaria sia la parte dell'azienda unitaria locale. Questo inquadramento di massima vede aggiunta alle 3 caselle fondamentali, o alle 2 quelle che sono, anche tutta una serie di attività di carattere dipartimentale che sono trasversali, che appunto non afferiscono a una singola unità operativa. Faccio per esempio, può essere in alcuni casi l'attività sulla residenzialità, o l'attività di prevenzione, o l'attività per la promozione di iniziative, prestazioni di tipo psicosociale, insomma, per tutte quelle attività che hanno una dimensione totalmente trasversale. Se esplodiamo una di queste unità operative complesse, da cosa è fatta? È fatta sostanzialmente dal centro di salute mentale. Il centro di salute mentale, lo sapete, si chiama centro non solo perché è un servizio, un centro di servizio, ma proprio perché è anche al centro dell'organizzazione, quello che riceve la domanda e la riceve appunto da servizi del distretto, dei medici di medicina generale, da tutte le altre agenzie, comuni compresi, che, come dire, dovrebbero trovano nel centro di salute mentale il loro interlocutore rispetto a situazioni che possono essere problematiche per la salute mentale di qualche persona. Poi si articola in servizi ospedalieri che hanno una relazione molto forte con l'ospedale e pronto soccorso, a collegamento con tutta l'attività semi-residenziale per intenderci centri diurni e residenziali per intenderci le comunità, che a loro volta possono essere appunto fortemente connesse alla dimensione del privato sociale, delle risorse territoriali che possono essere recepite. Sto pensando a tutte quelle esperienze abitative, il co-housing, appartamenti condivisi, insomma tutte quelle esperienze che possono stare a margine di una definizione sanitaria, ma che sono molto sociali, ma che possono essere una risorsa molto importante. E poi anche qui tutte le attività preventive territoriali che sono gestite dal centro di salute mentale. Quindi il Dipartimento, che è l'insieme di più unità operative, raccoglie l'unità operativa che a sua volta esplica la sua attività attraverso, come vedete, livelli diversi, piani diversi, strutture diverse, ma la regia sta nel centro di salute mentale, cioè in quella spazio di servizio, di accesso, che è anche laddove le persone si possono fra l'altro rivolgere direttamente, e questa viene data facoltà di rivolgersi appunto per ottenere indicazioni, consigli e cose del genere. Qui c'è una breve descrizione di cosa i servizi ospedalieri, territoriali e semi-residenziali siano. Quelli ospedalieri sono il cosiddetto servizio psichiatrico di diagnosi e cura, quelli territoriali, come vi dicevo, ci sto provando adesso. Entrare in offerta. quelli territoriali sono appunto il centro di salute mentale, che insomma su cui dove mi trattengo. Quelle residenziali sono tutte quelle attività, come per esempio appunto i centri diurni, che quei contesti che permettono alle persone di ricevere quell'assistenza, quella cura, che non può essere identificata in una singola prestazione, tipo una visita o un colloquio o cose del genere, ma hanno bisogno di un insieme di prestazioni e che quindi hanno la necessità che queste avvengano in un tempo più ampio, che sia appunto semplicemente passaggio all'interno del centro di salute mentale. Insomma, centri diurni ce ne sono che hanno un orario più ridotto, più ampio, più o meno collegato al territorio. C'è una grande gamma all'interno dei servizi semi-residenziali, e questo naturalmente è un altro aspetto molto importante. Certamente una delle questioni che come dire, è molto importante, è diventata sempre molto importante, di più anche in relazione poi a tutti i cambiamenti che ci sono stati a partire dal 2018 in poi, quello delle strutture residenziali, cioè le comunità. È importante non perché queste siano, come dire, determinanti in realtà. Noi abbiamo appunto nella nostra regione 70.000 persone seguite dai dipartimenti di salute mentale, che sono solo una parte stimata di coloro che potrebbero aver bisogno di un intervento di tipo psichiatrico, psicologico, perché sono davvero
una quantità decisamente, almeno la metà di quelli che potrebbero aver bisogno, quindi sicuramente non c'è quell'accesso. Le strutture residenziali sono molto meno, non sono certo 70.000, e sono, come dire, da un certo punto di vista però le più importanti, perché sono quelle che anche utilizzano molte risorse, perché gestire una comunità, gestire una struttura appunto dedicata alle persone che devono fare percorsi riabilitativi residenziali è di fatto costoso relativamente appunto alle risorse disponibili, e le strutture residenziali sono comunque poi al centro di una certa evoluzione dell'assistenza, che dopo vedremo, perché se di fatto nascono come idea di momenti di passaggio all'interno di un percorso di cura della persona, di riabilitazione, che permetta di ricevere, no, questa cura al di fuori del contesto familiare, nel corso del tempo, a causa di tanti motivi, sono diventate appunto situazioni dove permanentemente o per lunghissimi periodi di tempo le persone stanno, senza però poi avere un'evoluzione dal punto di vista del loro programma terapeutico e tantomeno dal loro punto di vista personale. Nel 2013 c'è stato un documento molto importante della Conferenza Stato-Regioni sulla residenzialità psichiatrica, che ha definito, vedete, le 3 tipologie sostanzialmente di residenzialità nell'ambito della salute mentale, definendo appunto quelle di tipo intensivo e quelle di tipo socio-riabilitativo. Come capite, le prime 2 strutture, le prime 2 tipologie di strutture sono nei LEA, considerate come sanitarie, la seconda invece, la terza tipologia invece è considerata come sociosanitaria, quindi soggetta di fatto a una contribuzione per cui riguarda la retta di una contribuzione sociale. Significa che parte dei costi che il servizio sanitario borsa solo una parte dei costi di questo tipo di struttura, e l'altra parte dei costi di fatto è a carico di qualcun altro, che può essere l'utente o può essere direttamente il comune, insomma, è a carico non del servizio sanitario. Questa tipologia questa denominazione non è la stessa che viene usata nella nostra regione. Nella nostra regione si chiamano CTRP di tipo A e di tipo B le prime 2 strutture. Le altre strutture, cioè comunità alloggio estensiva, comunità alloggio di base, gruppo appartamento, sono compresi invece nella terza tipologia di strutture, e come tali sono considerate sociosanitarie e hanno un LEA che recentemente la Regione ha stabilito appunto nel 60% sociale e 40% sanitario, a spanne, insomma, poi al di là della tipologia della struttura e delle diverse realtà, e anche della quantità della retta, insomma, le varie possono cambiare, soprattutto anche in relazione all'atteggiamento che la conferenza dei sindaci ha, se considerare questo contributo sociale in termini solidaristici o individuali, se delegare questa questione alla famiglia solo in seconda battuta ai comuni, o se avere appunto una politica della contribuzione completamente diversa. Nelle strutture residenziali ci si deve arrivare non perché c'è una missione dentro la comunità fatta come dire, in maniera critica e aspecifica, ma perché esiste un programma definito dal centro di salute mentale in accordo con i soggetti interessati, quindi a parte ovviamente i diretti interessati e le loro famiglie, ma anche con chi eroga le risorse, quindi con i comuni. Sono programmi che vengono fatti nelle famose UVMD, che definiscono appunto compiti, obiettivi e modalità di contribuzione delle diverse risorse da parte di diversi soggetti. In più a questo scenario, diciamo, di strutture di risorse si è aggiunta da qualche anno una fattispecie che sono le persone con disturbo mentale che hanno commesso reato. Quelle persone che, per intenderci, una volta andavano negli ospedali psichiatrici giudiziari. Vale la pena di citare questa casistica, questo tipo di persone,
perché sono situazioni il più delle volte socialmente molto impegnative, sono persone appunto che possono aver commesso reati anche molto importanti. Per fortuna questo non è così frequente come si possa pensare, non è che la malattia mentale porta a fare i reati, commettono molti più reati e molto più frequentemente persone giudicate o ritenute prive di particolari difetti psichici. Però nel momento che c'è un provvedimento giudiziario, sulla base di perizie o di altro tipo di valutazioni, il giudice può stabilire che una persona ha commesso reato in una situazione di non imputabilità e quindi non è imputabile, non è punibile di fatto, no? Per quel tipo di reato, non può essere mandato in carcere. Una volta queste persone, una volta neanche fino a molto tempo fa, nel 2015, le persone venivano mandate negli ospedali psichiatrici giudiziari, ce n'erano 7 in Italia, dove le condizioni erano forse peggiori di quelle del manicomio che prima ricordavamo molto sommariamente. La legge che ha chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari con grande fatica, perché è stata rinviata per 3 anni, ha stabilito sostanzialmente 3 percorsi per le persone che hanno commesso un reato. Il primo è un periodo che non può mai essere comunque superiore alla pena che è prevista per quel reato in una residenza per le misure di sicurezza, la cosiddetta REMS. Nel Veneto ce n'è una a Nogara, in provincia di Verona, che ha 40 posti letto, mi risulta, e che comunque, come dire, ha un'accoglienza che è chiaramente limitata alla disponibilità di posti. Questo peraltro è un problema che a livello nazionale sta esplodendo, perché altre regioni hanno fatto anche più posti di REMS, ma questi sono perennemente e costantemente occupati, forse anche sono un indicatore di quanto poco i servizi in questo momento stiano dando risposte ai bisogni di salute mentale, perché quando le persone appunto con salute mentale si trovano in questi circuiti giudiziari significa che sono, come dire, passati da qualche altra parte, non sono stati intercettati, non hanno avuto quell'intervento preventivo che forse poteva essere utile e opportuno. Quindi questa è la prima possibilità. La seconda è che possono andare in strutture intermedie dedicate, cioè in altre comunità a minor livello di protezione, di controllo, senza misure di sicurezza, per intenderci, ma dedicate a persone che hanno commesso reato. E la terza possibilità, che in verità è sempre più frequente, che le persone possono essere affidate ai dipartimenti di salute mentale per dei programmi specifici tipo riabilitativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il giudice dice tu, Mario Rossi, che hai commesso questo reato, adesso sentiamo il tuo dipartimento cosa dice rispetto al fatto che tu possa avere un percorso riabilitativo, sei in grado di garantirti questo percorso e che mi riferisca su come va questo percorso e sulla base di come va decideremo se tu potrai avere delle evoluzioni, se non potrai averle, se potrai fare delle cose, se non potrai farle, eccetera. Questo di fatto, questa ultima possibilità diventa sempre più frequente, è una possibilità, come dire, dal mio punto di vista eticamente molto ben fondata. Praticamente, ovviamente, è una possibilità che comporta un impegno da un punto di vista delle risorse, della velocità, delle capacità di gestione o altro. Fino al 2017 nel Veneto avevamo un modello che era sostanzialmente stabilito dall'ultimo progetto obiettivo regionale sotto la salute mentale, 2010-2012, ormai quindi scaduto da più di 10 anni, che aveva appunto, si poggiava sull'idea che ci fosse un'unica direzione, all'interno appunto che l'unità di psichiatria comprendesse sia l'attività ospedaliera che quella territoriale, che quindi non ci fosse separazione fra attività ospedaliera e territoriale. Questo è un principio estremamente forte. Vedete che aveva a che fare con una dimensione anche delle aziende sanitarie di un certo tipo, che non è certo quella attuale. Questa è la dimensione di unità complesse di psichiatria, che permetteva peraltro una capillarità, una prossimità dei servizi ai territori e anche una possibilità appunto di fare interventi che fossero calibrati sulla dimensione della comunità, per intenderci. E nella specificità appunto di Padova e Verona, specificità molto importanti, prevedeva l'integrazione interaziendale dentro un dipartimento interaziendale di salute mentale. Quindi
la logica fino al 2017 è stata una logica di continuità, cioè i dipartimenti dovevano essere dipartimenti che si occupavano a 360 gradi in modo globale della salute mentale. Questo è tutto il percorso, qui vado molto veloce, che portò allora alla definizione del primo progetto obiettivo, un percorso che iniziò nel 2008 con una prima conferenza regionale della salute mentale. È inutile dirvi che appunto la cosa interessante è che ci fu una grande promozione della partecipazione, cioè il progetto fu scritto da decine e decine di persone per strada, persone che erano dei diretti interessati, che passavano, che avevano a che fare o direttamente in quanto appunto familiari, in quanto erogatori di servizi, insomma, tutte le persone, tutti i soggetti, tutte le competenze che erano coinvolte nella gestione della salute mentale furono appunto protagonisti poi della scrittura di questo progetto. Cosa è successo? È successo appunto che prima c'è stata la riforma delle aziende sociosanitarie venete, applicata di fatto nel 2017, che poi ci sono stati nel 2018 le nuove schede territoriali con l'approvazione dei nuovi atti aziendali che hanno ridefinito la fisionomia dei servizi per la salute mentale, dei dipartimenti di salute mentale, oltre che ovviamente la fisionomia di tutti gli altri servizi delle aziende. Ma per quel che riguarda insomma, la tematica di questa sera, diciamo che quella definizione che abbiamo dato ai dipartimenti ne è risultata profondamente modificata. Poi nel 2018 c'è stata questa DGR, la 1673, ormai piuttosto nota, che ha regolato di fatto l'offerta residenziale ex ospedaliera. Anche qui, vabbè, insomma, la scelta dei termini, come vedete, è peraltro molto discutibile. Sostanzialmente il sistema di offerta delle comunità, e quindi c'è stata una regolamentazione particolarmente importante, a cui è seguito poi il piano regionale 2019-2023 e nel 2019, appunto a maggio, le nuove schede per la dotazione delle strutture ospedaliere, cioè i reparti, fra i vari reparti, anche i reparti, gli servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Quindi questi sono stati i cambiamenti perlomeno fino al 2019. Questa, va bene, la conoscete molto bene, sapete, questa è la nuova distribuzione, no, che c'è in questo momento, dove sono finite le precedenti aziende sanitarie che sono diventati distretti dentro delle macro realtà appunto che hanno accorpato territori di fatto provinciali, a parte un paio di eccezioni. Questo ha significato per la salute mentale moltissimo, ma senza perdermi nel dettaglio, vi volevo semplicemente segnalare fra le varie cose uno dei grandi problemi che è stato aperto appunto da questa DGR 1673 sulla residenzialità, questa DGR che doveva regolare e programmare l'offerta di strutture riabilitative residenziali per la salute mentale. Ne parliamo perché comporta di fatto un utilizzo di risorse, vado a spanne se ricordo male, circa una 44 milioni per cui riguarda la spesa sanitaria relativamente a questa struttura, che come dire, comportava si facesse una certa programmazione, cosa di per sé assolutamente non sbagliata, sicuramente che potrebbe essere utile, ma dettava poi per questa programmazione delle regole che probabilmente insomma, hanno creato, stanno creando e creeranno molti problemi di quanti ne hanno risolto. Il test della DGR viene approvato con il dissenso di tutte le associazioni più rappresentative, che nonostante essere presentato sia in quinta commissione che in un incontro del tavolo regionale per la salute mentale, riunito solo una volta in tanti anni e solo in quell'occasione, dei documenti con delle critiche molto puntuali. Vedete appunto questi sono stati i passaggi, ma questi non hanno portato di fatto modifiche di nessun tipo o comunque non hanno comportato quelle modifiche più sostanziali che si auspicava. Quindi questa DGR 603, che è uno dei grandi problemi in questo momento della salute mentale, ha alla base un grosso problema di metodo, cioè la modalità appunto con cui è stata concepita, e poi dei problemi grandi di contenuto, cioè il fabbisogno
la programmazione sulle strutture residenziali è stata fatta semplicemente dividendo i soldi che ci sono, che c'erano a disposizione, per il numero di abitanti delle varie aziende, cioè definendo una modalità, come dire, di gestione e pensando sostanzialmente alla gestione economica, senza pensare a quella che poteva essere appunto la necessità e le necessità dei servizi, dei territori, di avere a disposizione strutture riabilitative di questo tipo. Cioè non c'è stato fatto un discorso che è partito dal basso e poi ha costruito il progetto, ma quanto abbiamo questi soldi, con questi soldi cosa possiamo comprare, e senza che appunto che ci fosse come dire, neanche la definizione dei criteri, per esempio, per la missione, delle priorità all'interno delle strutture, e tutto ciò che poteva e che può e che deve, insomma, riguardare una intelligente politica di programmazione delle residenzialità. Non ha di fatto dato possibilità a modalità innovative, cioè non ha posto il problema della residenzialità con un respiro ampio che può andare dalla struttura riabilitativa fino alla sperimentazione di modelli più flessibili, più agili, tipo più sociale, come appunto il social housing, come appartamenti condivisi, appartamenti nel territorio che possono dare risposte importanti e valide dal punto di vista di riabilitativo, tanto quanto lo possono dare alcune strutture, ma di fatto ha spinto, a causa proprio del problema anche della compartecipazione, a un forte utilizzo delle strutture di carattere sanitario, perché ovviamente non si paga, e come dire, ha messo poi in una linea di degrado e di cronicizzazione l'utilizzo anche delle altre strutture. Questo è poi, come dire, ben rappresentato dall'idea forse più discutibile, più problematica, non che il resto del DGR non lo sia, ma sicuramente in questa parte del massimo c'è l'istituzione della residenza sociosanitaria psichiatrica, cioè un posto dove, come un vicolo cieco, un posto dove alla fine le persone possono andare, possono stare in termini definitivi di tempo senza necessariamente avere un progetto, con un livello di assistenza, cioè una quota, un livello di assistenza, dei parametri di assistenza molto bassi. Insomma, chi dice che queste strutture sono una specie di restauro di strutture veteromanicomiali non dice certo una falsità, anzi pone una questione molto forte e, come dire, secondo me va al cuore, no, di uno dei problemi, che è il fatto che l'attuale rete di servizi, la modalità con cui sono state gestite situazioni difficili, complicate, che hanno necessità di assistenza su lunghi tempi, non sono mai state flessibili, innovative e dato possibilità di uscita anche su percorsi residenziali a persone che hanno bisogno su lungo periodo, ma si è limitato a istituire degli asili, appunto, residenze prolungate. Quindi questi sono alcuni degli elementi di criticità, poi ce ne sono altri, ma insomma adesso non voglio entrare nel merito. Né il piano sanitario regionale ha portato particolari innovazioni e evoluzioni dal punto di vista soprattutto della intelligenza programmatoria. Nel 2019 è stata nominata nuovamente la Commissione regionale per la salute mentale, che non si riuniva da molto tempo, e che è quella commissione che dovrebbe comportare una partecipazione da parte di tutti i soggetti, compresi appunto i rappresentanti dei comuni, degli operatori e delle associazioni, per discutere della salute mentale. Non è mai stata di fatto riunita, se non per discutere di aspetti, una volta, per discutere di aspetti molto limitati e molto burocratici sulla definizione appunto delle caratteristiche delle residenze dell'RSSPP, cioè quelle residenze di cui parlavamo prima. Quindi siamo di fatto ad agosto del 2019, non moltissimo tempo fa, neanche 2 anni fa, e la situazione è così problematica ed involuta. Ciò nonostante, in questi 2 anni sono successe ancora altre cose. Queste sono appunto, questa è una lettera, per esempio, che la PSIVE, che la Società Veneta di Psichiatria, ha fatto contestando appunto il fatto che il mandato della Commissione per la salute mentale fosse un mandato estremamente
ristretto, dicevo, comunque ciò nonostante dal 2019 a oggi sono successe altre cose molto, molto, molto pesanti nell'ambito della salute mentale. Questo è un esempio, la pubblicazione l'anno scorso, nell'agosto dell'anno scorso, quindi neppure un anno fa, di un protocollo che si intitola Linee di indirizzo regionali per la riduzione e il progressivo superamento della condizione fisica del paziente nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Direte, ma sì, vabbè, chi se ne frega, è un problema che riguarda gli ospedali. No, dicono, non è così. Ci interessa a tutti, perché è un problema di cultura terapeutica, di modalità di approccio, di valori, di rispetto. E è un documento, anche questo, ampiamente contestato, ampiamente discusso, nel quale sostanzialmente, piuttosto che come dire, promuovere il progressivo superamento della condizione, addirittura la si regolamenta, la si definisce. È chiaro che dissi, no, la psichiatria nasce come liberazione degli alienati e delle loro catene. La volontà terapeutica riabilitativa è la volontà di liberazione dei legami, non può essere mai il consolidamento di una logica, di una cultura del controllo. Questo purtroppo è un esempio di questa logica, di questa modalità con cui è stato prodotto un documento che ha un valore di procedura, ovviamente composto da gruppi di lavoro molto ristretti, molto definiti e poco partecipati e per nulla partecipati da soggetti diversi da quelli appunto strettamente relativi a quella che è l'ambito della dipendenza regionale. Ci sono stati documenti sui percorsi diagnostico-terapeutici di salute mentale, documenti che riguardano i principali disturbi mentali e che avrebbero definito quali sono le risorse e le modalità, cioè com'è che si cura una persona, cosa ha diritto, quale percorso deve fare, cosa viene messo a disposizione. Probabilmente è un'altra occasione perduta, perché questi documenti, che vedete sono del giugno del 2019, maggio-giugno 2019, quindi anche questi molto recenti, una volta che sono stati prodotti non sono stati portati di fatto nei territori, non hanno comportato l'impiego di risorse che in essi veniva previsto. Sono stati prodotti, vedete, documenti su qualsiasi argomento, su molti argomenti, alcuni di questi molto importanti. Questo è quello di cui parlavamo, dell'essenzialità, ma si è parlato appunto del tariffa, delle tariffe, questo della contenzione che vi dicevo, un protocollo fra dipartimenti di salute mentale e dipendenze, la promozione della salute fisica, insomma, questo del passaggio del rapporto fra età evolutiva e dell'adulto, un gruppo di lavoro specifico per la direzione dell'SPP. Queste cose ve le ho messe, ve le ho elencate per dire che la Regione ha prodotto indicazioni su come i dipartimenti dei territori devono lavorare su questioni fra di loro estremamente importanti, estremamente delicate, senza mai in nessun momento consultare, confrontarsi con i portatori di interesse, con i territori, con la comunità. Io uso il termine comunità per indicare inclusivamente tutte le persone che fanno parte della vita sociale, perché insomma il nostro lavoro è quello di occuparsi della qualità della vita delle persone. Non basta, questi sono gruppi di lavoro che hanno prodotto documenti, questi sono gruppi di lavoro attualmente istituiti, che vedete affrontano argomenti fra di loro diversi. Recentemente è stato fatto un coordinamento dei servizi ospedalieri, anche questo insomma ha come dire, fa avere dei punti interrogativi. Non è importante, non entro nel dettaglio, ma è solo per darvi l'idea di come sia stata un'intensa burocratizzazione. Non so se ricordate, qualche minuto fa parlavo appunto del percorso di costruzione del progetto obiettivo regionale, che fu un percorso partecipato e produsse un strumento programmatorio, dal mio punto di vista, sicuramente opportuno e utile per una politica della salute mentale positiva, innovativa. Questi invece sono tutti documenti che poi alla fine appunto ci rimandano una situazione non solo di stato di difficoltà, ma praticamente priva di prospettive evolutive. Situazione alla quale, vabbè, insomma, vale solo la pena di aggiungere,
è giunta la pandemia con tutte le problematiche che questo ha comportato in tutti i settori, compreso quello della salute mentale. Di fatto la salute mentale riguarda la comunità perché, vabbè, lo dice la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, no? nel suo piano d'azione per la salute mentale, quando parla proprio del fatto che c'è la necessità che ci sia una partecipazione alle attività della salute mentale, che seppur coordinata dai servizi deve coinvolgere tutti quanti i protagonisti della comunità, con un'attenzione proprio, no? A quelle che sono le politiche di supporto sociale, di tutela delle fasce deboli, e alla capacità di fornire risposte a livello del territorio appunto a bisogni che poi peraltro sono in costante evoluzione e anche, come dire, vanno a colpire sempre più in maniera definita alcune fasce. Pensiamo per esempio a quanto sia difficile oggi, quanti siano importanti problemi di salute mentale, quanto poco ne arrivano i servizi, sia quelli dell'età evolutiva, sia quelli dell'area degli anziani. Questo appunto sono tutte le cose che, vedete, appunto dovrebbero essere proprie di una politica della salute mentale, e che purtroppo non si trovano nei documenti in questo momento della Regione, ma sono i valori che invece ispirano, in qualche modo, per esempio, che ispirano la logica con cui il coordinamento delle associazioni si muove, si confronta. Questo è lo sfondo culturale sostanzialmente verso il quale noi in qualche maniera facciamo riferimento. Queste, vabbè, sono ulteriori raccomandazioni dell'Organizzazione della Sanità. Un ulteriore... Gerardo, ti chiederei di avviarti verso la conclusione, se riesci. Sono già avviato. Sono all'incrocio per svoltare a destra, poi sono arrivato. Una cosa molto veloce, ve la ricordo, è la questione dei piani di zona. Piani di zona, c'è un tavolo della salute mentale che dovrebbe essere, insomma, il punto di confronto e di partecipazione programmata da parte dei diversi soggetti. Non mi risulta che i piani di zona in questo momento, come dire, devono superare il livello di una certa acquisizione burocratica di domande, procedure, passaggi, e che siano un po' svuotati. Credo che questo sia un livello che va completamente rilanciato. Queste sono alcune proposte, insomma, appunto unire le risorse, le idee, le energie, riproporre una conferenza regionale per la salute mentale, riscrivere un nuovo progetto obiettivo per la salute mentale. C'è bisogno di tutti su questo, di tutti, in particolar modo dei sindaci, dei comuni, dei territori, insomma. Questo vado avanti. Insomma, i servizi appunto di comunità sono servizi di salute pubblica, devono appunto muoversi in una visione globale che tenga conto di alcuni valori organizzativi. I servizi devono essere accessibili, devono dare continuità terapeutica, devono essere equi, globali, efficaci, dare assunzioni di responsabilità rispetto ai percorsi definiti, efficienti, garantire l'autonomia delle scelte, avere una visione universalistica. Questi sono i valori sui quali si deve ragionare, si deve discutere non solo in generale sugli atti programmatori, ma anche nella pratica, quando si fanno i consigli di dipartimento, quando ci si confrontano i territori. È stata recentemente nominata la nuova Commissione per la salute mentale. Noi come coordinamento abbiamo scritto che auspichiamo che abbia un adeguato mandato, perché non ce l'ha avuto in passato, e richiediamo un costante confronto e richiediamo fortemente che ci sia una nuova conferenza per la salute mentale. Quindi non c'è assistenza psichiatrica al di fuori del valore fondante della natura relazionale e sociale della salute mentale. Il valore della relazione fra persone, del fatto che esista uno e l'altro, che l'altro sia come dire, un momento definitorio per le persone, e che sia come dire, un altro atteso, è il fondamento poi della funzione pubblica che i servizi per la salute mentale svolgono. Il pubblico è proprio il luogo in cui ci sono tanti, in cui ci sono tante relazioni, e che questi bisogni appunto relazionali, come abitare, lavoro, l'affettività, l'amicalità, la partecipazione appunto siano fondanti,
lo dimostra, insomma, che chiunque riconosce che non c'è salute mentale se non si pongono al centro questa visione, questi valori e queste modalità. Arrivato. Grazie mille, hai fatto un excursus molto molto completo, le tue slide resteranno negli archivi e quindi saranno poi disponibili a tutti, e sono certo che poi gireranno anche negli altri incontri. Alcune slide sono state chieste, divulgate molto, e sono certo che anche le tue saranno preziose, quindi davvero grazie, e grazie ovviamente poi di tutti i commenti, le riflessioni che hai fatto, molto molto diciamo complete, approfondite e anche sentite dal punto di vista emotivo. Io darei subito la parola all'assessore Elisa Martini, e quindi ci porta nella prospettiva di un assessore di un comune, al sociale ovviamente, di un comune. E quindi Elisa, se vuoi prendere la parola, poi le domande le facciamo tutte alla fine. Prego, a te la parola. Allora, buonasera E intanto. grazie di aver accettato il nostro invito. Vabbè, grazie a voi, insomma, dell'opportunità, sono sempre confronti arricchenti. Intanto saluto tutti, anche le famiglie presenti, che penso siano anche alcune, insomma, testimoni quotidiane, insomma, di quello che magari succede quotidianamente nella loro famiglia. Grazie anche al dottor Favaretto, che ci ha fatto un excursus che effettivamente non lascia spazio, anzi potremmo dire ok, siamo a posto, ha detto tutto, andiamo a casa. Allora, ha detto tantissime cose di cui io sono fortemente convinta e che spesso mi trovo anche a dover constatare sul territorio. Allora, questa brutta distanza, questa dicotomia tra quello che è l'aspetto proprio sanitario, nel momento in cui il mio cittadino che ha avuto e ha una problematica psichiatrica entra nell'ospedale, io poi come assessore o come servizio sociale, socio-educativo del territorio, io non so nulla, nel senso che se il rientro è a casa poi non mi viene comunicato cosa sta succedendo. Ecco, porto questo esempio molto quotidiano che succede, in cui molte volte non c'è questo collegamento, perlomeno non è scontato. E questo a noi dispiace molto, l'abbiamo anche spesso denunciato all'interno del comitato dei sindaci, che noi non sappiamo i numeri degli assistiti, che sono per carità per privacy, non c'è dubbio, però si potrebbe con il territorio strutturare un qualcosa molto molto più complesso e che potrebbe dare anche molte più risposte. Spesso ci troviamo nell'acuto e quindi magari a dover intervenire nella situazione di acuto, dove la persona è per forza portata in ospedale, e quindi l'aspetto di prevenzione sì fatto dai CSM, fatto magari anche da qualche insomma supporto, però non c'è questo collegamento e questa comunicazione. Non so se è un deficit del nostro distretto 4, del Scaligera 9, però noi constatiamo questo da tanto, e c'è Anna Maria anche qua presente, che è stata sindaco di Povegliano, e questa cosa noi l'abbiamo sempre detta. Anche perché le persone, e qua sottolineo quello che il dottor Favaretto ha detto, c'è sempre questa cosa poi alla fine di dire ma questa persona che ha questa difficoltà, questo disturbo, è più appunto dell'area sanitaria e quindi medica, e quindi della psichiatria, piuttosto che della disabilità, piuttosto che, cioè sembra il gioco dei bussolotti, no? Chi se lo gestisce. Ecco, questa, a me piacerebbe una cosa, veramente adesso dico una follia, visto che siamo, nel senso che non fosse, però si parte purtroppo da quello, un aspetto economico, la persona in primis, ma si partisse dalla persona e qual è il suo bisogno e il suo benessere, come se noi dovessimo essere, fossimo praticamente portati intanto ad essere così classificati e dover essere classificate come persone secondo la patologia
e siamo talmente complessi che questa cosa secondo me non è così scontata e definibile, ma lo è in termini economici, quindi per forza bisogna mettere in caselle le persone, no? E quindi da questo punto di vista poi ovviamente la progettazione, gli obiettivi, ok, vengono messi a seconda di quanto costa, come costa e dove lo indirizzo. Questo è un limite ed è una pigrizia mentale, secondo me, nel voler strutturare dei servizi che veramente funzionano. Tutto quello sembra che le normative che sono state pensate dal 78 addirittura ad oggi abbiano avuto un'illuminazione notevole in periodi passati e poi si sono scontrati con una rigidità nel portare avanti tutta una serie di innovazioni, se non per qualche caso, per qualche virtuosità in qualche regione o in qualche contesto, e poi siano solo strettamente legate a questioni meramente appunto di bilanci economici e dove riuscire a strutturare i servizi perché la copertura economica sia insomma la cosa insomma essenziale. Purtroppo per prevenire e per rafforzare la prevenzione occorre investire, non c'è niente da fare, cioè lì purtroppo è così. Quindi se non si uniscono le energie ma si pensa solo ed esclusivamente a compartimenti, questa cosa non funziona, soprattutto se le cose si programmano dall'alto e non, come si diceva, coinvolgendo quello che alla base sono le persone che lo vivono quotidianamente, il terzo settore, i comuni, le associazioni che vivono queste cose in prima persona. Quindi c'è veramente una difficoltà dei territori di far fronte, e soprattutto mai come in questo momento, a situazioni di questo tipo. Uno anche per purtroppo una stigmatizzazione culturale che c'è, cioè la disabilità fa tenerezza, la salute mentale fa paura. Purtroppo culturalmente siamo ancora incastrati in questo e per abbattere questo non c'è niente che non c'è alternativa se non entrare in relazione con queste situazioni, con queste condizioni. Quindi dobbiamo portare le persone con questa situazione all'interno nei territori, cioè sì le residenzialità ma devono essere dentro e fuori, sì i centri diurni ma dentro e fuori, soprattutto fuori, sul territorio, con dei laboratori, con delle inclusioni, cioè usiamola veramente questa parola qua, non riempiamoci la bocca perché in tutti i contesti insomma. Poi metto sul piatto due problematiche secondo me notevoli. Uno, l'aspetto infantile e adolescenziale della salute mentale, cioè i problemi che riguardano e che stanno investendo le fasce giovani e che purtroppo non hanno una risposta, secondo me, adeguata sui territori. Sono costruite poche cose, anche addirittura mi ricordo anni fa che all'interno di alcuni reparti nostri degli ospedali qui di Verona non c'era neanche un'adeguata accoglienza di minori rispetto all'adulto con cui si trovavano a dover convivere all'interno di un reparto ospedaliero. Questa è una tristezza nel 2000 e passa, 17-18, veramente enorme. E poi mai come adesso nella pandemia sono esplose queste cose ancora di più, quindi abbiamo una fascia giovanile importante che sta soffrendo e a cui diamo una risposta relativa. E per quanto riguarda poi anche le dipendenze stesse correlate, cioè è come se appunto dobbiamo vedere trasversalmente queste situazioni. E aggiungo un altro aspetto che in realtà riguarda anche il mio territorio in maniera particolare. Io ho un altissimo numero di stranieri sul mio territorio, ho un 27% della mia popolazione sul territorio, siamo in 3.700 abitanti, è di origine straniera. E anche questo aspetto, cioè esistono tantissime difficoltà etniche e culturali che la nostra, non so, il dottor Favaretto magari mi può illuminare, la nostra psichiatria si trova un po' impreparata su questo.
perché i nostri strumenti potrebbero non essere sufficienti a spiegarci alcune cose che stanno accadendo, che accadono a queste fasce, diremo, di popolazione. Quindi abbiamo una pluralità di situazioni che, se il territorio non mette assieme una sinergia insieme al sanitario, quindi c'è questo, facciamo veramente fatica a dare delle risposte significative. Però per farlo serve una certa flessibilità, una audacia anche, e soprattutto non pensare che la prima cosa sia l'aspetto economico da dover valutare. Ecco. Grazie, sei stata anche molto sintetica. Poi magari nelle domande, alcune te le farò anch'io, ci interessa proprio la tua vita di assessore in termini anche burocratico-amministrativo per attivare alcuni percorsi funzionali alla gestione delle persone con disagio psichico, perché io sono consigliere comunale, insomma so il mondo che devi vivere tutti i giorni, e questo magari può essere utile anche ad altri amministratori. Non so se vuoi già dirlo adesso. Diciamo che Adesso dici, ero stata sintetica, adesso No, 4 ore, no, preparate il caffè. no. Allora, noi nel distretto 4 della Scaligera 9 abbiamo delegato tutti i servizi. Per quanto riguarda invece la salute mentale, non è delegata. Ogni comune per adesso se la gestisce. Diciamo che però c'è da fare un pensiero su questo, assolutamente, e soprattutto sull'aspetto dell'organizzazione dei servizi e di come poi vengono collegati a quello che è il servizio sociale territoriale, perché appunto i progetti, i percorsi sul territorio di persone che vengono dimesse dai reparti ospedalieri in acuto, eccetera, non è sempre assolutamente così lineare, non è sempre così, facile da dover costruire. Altra cosa, da noi perlomeno erano mancati molti medici, si fa fatichissima a trovare psichiatri. Come tutti i medici ultimamente sembra che ci sia per altre ragioni ovviamente di problematiche, però veramente da noi facevano i concorsi e andavano a vuoto. E quindi recuperare personale sanitario è stato veramente, ed è tuttora, un problema, come il personale infermieristico. C'era anche la prospettiva di aumentare i CSM, gli orari del CSM, ma non è possibile perché mancano gli infermieri. Cioè, poi ci cagliamo in queste situazioni molto pratiche in cui manca appunto la materia, una delle materie prime, che è proprio anche il medico in sé o lo psicologo in sé, il terapeuta e gli infermieri. Quindi c'è tutta veramente questa situazione che rende difficile poi costruire sul territorio. Poi per quanto riguarda anche l'aspetto economico, che le casse dei comuni devono... No, c'è questa situazione da noi, c'è questo 40-60 dove pesa il 60%, il 40% dell'aspetto dell'incremento della quota sociale rispetto alla quota sanitaria. Ecco, anche qui è una discussione, cioè c'è stato un po' un sollevamento di scudi quando hanno detto adesso non risponde più il sanitario in toto, ma i comuni devono fare la loro parte nell'ambito, insomma, della quota sociale. E quindi ci si trova a dover mettere sul piatto anche ulteriori appunto denari pubblici, che lo sono, e che quindi per far fronte appunto a queste situazioni. Però ecco, detto questo, non c'è un pensiero, non ci sono grosse filosofie, ecco. A un certo punto si decide che la coperta è corta e quindi si deve distribuire un po' di qua, un po' di là, qualcuno si deve prendere la briga, insomma. E quindi poi c'è anche il discorso delle famiglie
che insomma con i servizi sociali spesso ci troviamo a sostenere, a confrontarci, a doverci insomma anche a volte, lo dico anche serenamente, scontrarci, perché magari certe cose non riescono a vederle, altre si fa fatica, oppure la progettualità non è condivisa. Insomma, sono situazioni che cioè, hanno una complessità, ecco, e quindi vanno seguite con determinati strumenti e condivisi, ecco. Grazie mille, grazie davvero Elisa. La parola adesso ad Anna Maria Bigon, nostra consigliera in quinta commissione. Grazie Claudio, grazie mille a tutti. Prego. Effettivamente l'intervento del dottor Favaretto è stato molto importante e anche molto completo. Elisa ha illustrato quelle che sono le problematiche all'interno del territorio, che non sono veramente poche, perché da una parte si fanno i conti con la mancanza di fondi, dall'altra parte si fanno i conti con la salute mentale che sta aumentando nei casi, soprattutto, come ha detto lei, nell'età adolescenziale. E vedremo gli effetti del post-Covid, perché saranno veramente disastrosi e già li stiamo vedendo. Allora, noi sappiamo che la salute mentale che cos'è? È uno stato di benessere dove ognuno, se sta bene mentalmente, esprime tutte le sue potenzialità. Da una ricerca fatta recente sembra 1 su 4 ha problemi di salute mentale. Nel Veneto ne abbiamo 70.000 non con problematiche, parlo di prese in carico, e poi però spiego questo termine perché sarebbe giusto, e di cui 1.300 sono nelle comunità alloggio, appartamenti protetti, eccetera. Mi soffermo sulla parola presa in carico, perché sentivo prima l'assessore Martini che diceva che effettivamente a volte l'assessore non sa se fa parte della disabilità, se fa parte della quota sanitaria, mancano informazioni. Ma al di là di questo, perché manca nel nostro sistema una presa in carico? Se noi non partiamo da questo ed evitiamo nel fare solo prestazioni individuali, servizi, ma non facciamo la presa in carico, automaticamente succede questo, che non si sa quando viene dimesso, non si sa che cosa succede dopo, e quindi manca quella filiera, quella rete di cui abbiamo assolutamente necessità per tutta la nostra sanità, ma soprattutto qua, nella rete della sanità e della salute mentale. Basta pensare, l'ha detto prima il dottor Favaretto, però allora con la riorganizzazione dell'USL nel Veneto le strutture sono passate da 21 a 9 per quanto riguarda i dipartimenti, da 29 a 20 per quanto riguarda le unità operative complesse, quindi c'è stata una riduzione incredibile per quanto riguarda con questo passaggio. Il piano sociosanitario, di cui giustamente prima spiegava bene tutto il dottor Favaretto, comunque ha impuntato, da quello che insomma io posso comunque capire, ha impuntato quasi tutto come punto centrale sulle comunità, psichiatria di comunità. Ma di fatto cosa è successo? Che sono psichiatrie istituzionali, nel senso che la persona non viene seguita con dei progetti, con una rete di servizi, con una presa in carico completa dei suoi bisogni, ma viene smistata, appunto, come si diceva prima, no? da un dipartimento all'altro, da un reparto all'altro, in base alle necessità, in base alla gravità, eccetera, e servono soprattutto attività ambulatoriali, diagnosi, eccetera. Per cui il piano sociosanitario di fatto non ha preso piedi come si pensava, come avrebbe potuto essere. E quindi cosa troviamo noi? E credo che a livello territoriale, io ho fatto il sindaco e condivido tutto quello che ha detto Elisa, ma c'è anche un aumento di quelle che è l'aumento della solitudine delle persone, no? Quindi abbiamo persone che di fatto hanno un disagio mentale, ma sono soli, sono state diagnosticate, devono essere prese in carico, ma di fatto non hanno servizi. E quindi vengono non abbandonate, ma vengono date, assegnate in carico alla famiglia. E quindi noi dobbiamo, è il servizio territoriale, quello che fa l'assessore, quello giustamente parla con la famiglia, perché io ho rapporti con tante persone che hanno questa problematica anche in casa, e dicevano soprattutto
che sono abbandonati. La salute mentale non è una patologia, una malattia come le altre, nel senso bisognerebbe anche capirle. A volte si sbaglia anche come genitori, a volte si sbaglia anche come familiari nel trattare le persone che si hanno in famiglia. Allora, lo Stato ha dato 5 milioni di euro per la formazione e supporto alle famiglie. Spendiamoli. Io credo che le famiglie ne abbiano diritto da una parte e bisogno dall'altra. Perché? Perché sono importanti in questa presa in carico che loro hanno, non il servizio sanitario, loro hanno questa presa in carico. E spesso l'hanno anche quando, perché mi confronto anche con le mamme o i familiari che hanno ragazzi o adulti all'interno delle comunità, anche residenziali, e spesso anche loro prendono in carico. Perché? Perché sono loro che, al di là di questo periodo di Covid, che vanno nelle strutture, fanno fare il giro al figlio, lo portano da qualche parte, e se c'è bisogno del dentista, se c'è bisogno di qualche cura particolare, eccetera. La famiglia che diventa appunto centrale della comunità, ma soprattutto di questo tipo di malattia. Quindi maggiore solitudine. Mancanza di integrazione del territorio, col territorio, quindi servizi e territorio, manca questa integrazione. Giustamente diceva Lisa, va all'ospedale, ma io non so quando torna cosa devo fare, che servizi devo appoggiarmi. Non è che può essere solo una persona ricoverato nel periodo acuto della sua patologia e poi magari lasciato. Deve esserci una continuità assistenziale, ma vera, con dei servizi territoriali veri. Diceva prima giustamente, e purtroppo succede anche adesso, noi non abbiamo nei momenti acuti e soprattutto magari per età adolescenziale, non abbiamo reparti dedicati, nel senso che se un ragazzo, ed è successo anche in questi periodi tanti, che hanno ad esempio tentativo di suicidio, un periodo, momento acuto di disagio giovanile, non ancora magari preso in carico, non ancora dato alcun servizio a questo, viene ricoverato nella psichiatria per adulti. Quindi io credo che nel 2021 queste cose non devono assolutamente succedere. Non è possibile che una sanità d'eccellenza non preveda questo, degli spazi all'interno di un reparto, perché io capisco anche che non sia possibile, ma poi vediamo anche l'aspetto economico, non sia possibile destinare, perché noi abbiamo visto negli ultimi anni solo ed esclusivamente tagli in questo settore. È vero che non troviamo i medici, ma non sono mai stati nemmeno programmati in tutte le parti, ma soprattutto in questi servizi. Noi abbiamo una figura importante che potremmo formare, che è anche quella dell'educatore, oltre all'infermiere, psichiatra, eccetera. Anche gli educatori potrebbero essere delle figure determinanti, sia per quanto riguarda l'aspetto familiare, sia a domicilio, sia per quanto riguarda gli contesti magari di servizi territoriali, no? Ricreativi. E mancano delle risposte proprio operative. Ad esempio, poi si parlava gli over 45, no? Anche come over 40 come fascia d'età. Mancano proprio dei progetti quando uno arriva a una certa età. Mancano dei progetti, diventa proprio una malattia istituzionalizzata. Nel senso che la patologia è così e sembra quasi abbandonarla la figura, la persona, perché non c'è più possibilità, no? Di guarirla o di migliorarla, di renderla autonoma, di farla inserire magari qualche ora in qualche contesto, anche lavorativo. Si abbandona completamente da parte dei servizi. E senza risposta appunto sono le età, come dicevo prima, età evolutiva dell'adolescenza, eccetera. Ed è necessario invece ripensare con una nuova visione di tutti i servizi, mettendoli appunto, come dicevamo, in rete dal pediatra, dal medico di base, dal consultorio, dalla comunità alloggio, dalla residenzialità, da tutti questi servizi devono essere, dall'ospedale, devono essere assolutamente messi in rete. Ecco la presa in carico. Dalla prima avvisaglia la presa in carico completamente della persona. Ecco, qua dicevamo dell'aspetto economico.
allora la media in genere si spende il 5% di quelli che sono i fondi sanitari. La Regione Veneto spende fino al 5%, stabilisce, fino al 5% e ne spende il 3% delle risorse. Circa poco più della metà di quello che è l'indicazione nazionale per avere dei servizi di qualità minimi. E questa regione, la regione Veneto, deve trovarle queste risorse, deve investirle queste risorse. Assolutamente. Soprattutto adesso dove stanno esplodendo casi che già c'erano prima, ma stanno aumentando tantissimo. E quindi dobbiamo rilanciare il modello della psichiatria, ponendo al centro appunto le politiche sociali, come si diceva, sociosanitarie, no? Territorio, ospedale, eccetera, mettiamoli. Favorire ovviamente i servizi dell'età evolutiva, perché sappiamo che una buona percentuale dei bambini avranno e hanno problemi di disagio di salute mentale. Sviluppare quella rete, appunto, che si diceva prima, con il territorio, agganciato anche alla scuola, servizi, scuola, sostegno. Istituire un osservatorio regionale per vedere come vanno. Poi abbiamo visto che nemmeno le commissioni vengono convocate. Questa sarebbe la cosa da fare. Destinare il 5% è il minimo evidente che bisogna destinare. Aumentare il personale. È vero che non si trova, è vero che tanti concorsi vanno deserti, è altrettanto vero che, come sappiamo tutti, è vero che tanti preferiscono altri luoghi dove andare a lavorare. E allora la Regione Veneto qua una riflessione la deve fare, perché indipendentemente dalla competenza regionale o nazionale, e lo dico sempre all'assessore, non dobbiamo entrare nel merito, vi date sempre la responsabilità alla nazione, ma che sia anche la responsabilità, ma la conferenza Stato-Regione esiste per questo. Anche fosse che la competenza non è esclusivamente regionale. Perché da 20 anni dicono questa storia. Però, fatalità, sappiamo che questo settore è stato penalizzato molto, molto più degli altri. Per cui io credo che di lavoro dobbiamo farne tanto, tantissimo. E dobbiamo farlo per queste persone, soprattutto per i familiari, ma anche in prospettiva per prevenire, perché tanto sarà anche un lavoro di prevenzione e di diagnosi immediata. Ecco, grazie. Io sono stata breve. Grazie Anna Maria, avevi il compito anche di chiudere e quindi non era facile. Grazie mille, ci hai dato la doppia prospettiva, oltre alle tue considerazioni, insomma, nell'ambito sia di ex sindaco che di attuale consigliere regionale, quindi ti ringraziamo. Magari se non esce la domanda e poi magari se ci parli anche dell'ultima mozione nello specifico che avete presentato, perché qualcuno l'ha letta, qualcuno sicuramente no, magari poi la mettiamo a disposizione insieme alle slide perché è fatta molto bene. Magari ce ne parli dopo. Adesso io aprirei alle domande, come preferite, o alzate la mano e intervenite a voce oppure la scrivete, e quindi la modalità che vi piace di più. Siamo molto aperti e democratici nel dibattito. Prego. Non vedo mani alzate e non vedo domande in chat. E non è possibile che non ci siano domande, quindi qualcuno rompa il ghiaccio così. Comunque, insomma, io credo che veramente è stata una presentazione da parte del dottor Flores eccezionale, l'ha detto anche Elisa, ma lo confermo, sia sull'aspetto tecnico che anche sull'aspetto proprio medico, e anche con Tony veramente mi complimento e speriamo di avere queste slide. No, le slide le abbiamo di tutte le esatto. serate. Però insomma sono sicuro, insomma conosco anche alcuni dei presenti e sono sicuro che hanno considerazioni o domande da fare, per cui insomma adesso senza... Posso? Prego. Ecco, rompo il ghiaccio perché sennò aspettiamo altro. Brava Luana. Sono impegnata da molto tempo in questa brutta faccenda della salute mentale
E come ho detto tante volte, siamo veramente messi malissimo. Però abbiamo un'occasione più volte sprecata, Luana, che sono i scusami piani se di ti zona. interrompo. Dico, Senti. scusami Luana, dico che coordini Sì. un gruppo di familiari. Ecco, dillo un po' il tuo ruolo perché qualcuno non ti conosce. Do per scontato che mi conoscano perché io conosco voi. Allora, Beh, ma conosci 4-5, non è che sono... conosci 40, no, 38 no, per il hai momento. ragione. Allora, sono intanto un familiare, quindi parlo a nome personale. Poi sono la presidente di una sezione AICSAM, cioè Associazione Salute Mentale. Seguo la salute mentale proprio per questioni anche personali da 40 anni a questo punto, e negli ultimi 20 anni c'è proprio una regressione, mentre tanti anni fa, come ha detto il dottor Favaretto, avevamo veramente entusiasmo, ottimismo, cercavamo di fare il meglio e il più possibile. Attualmente ci siamo tutti appiattiti, comprese le famiglie che ormai si sentono rassegnate da tutte queste mancanza di risorse, sia economiche sia di personale, per cui si dice Luana, ti sei automutata, quindi ritorna indietro di 10 secondi di quello che sì, mi dicevi. sono chiusa. Parlavi delle famiglie, le risorse che mancavano, Sì, le famiglie un po' si dice rassegnate. appunto mancano tutte Mancano. le risorse, sia economiche che di personale, e io dico anche di idee a questo punto, e ci troviamo in questa situazione. Non peggio di così penso che non si possa andare, e allora sarà il caso di darci una mossa. Allora, ci sono i piani di zona. Da molto tempo i piani di zona non servono a nulla. Ho partecipato a tutto, le conclusioni venivano portate direttamente dalla USL e da qualche comune che partecipava. Le idee dell'associazione rimanevano lì, anche perché insomma grandi risorse come famiglie noi non ne abbiamo. Allora, abbiamo i piani di zona, abbiamo l'idea che deve essere controllata, secondo me, verificata la situazione attuale, e questo chiedo proprio agli enti pubblici, comuni, regione, cioè consiglieri regionali, eccetera. Vi prego di verificare lo stato dell'arte. In tutte le USL la salute mentale è messa malissimo. Poi le ultime strutture, che sono secondo me illegittime, proprio perché non danno speranza di ripresa alle persone, cioè a 45 anni è finito qualsiasi tentativo di socializzare, di mettere nella società una persona e doverla relegare in queste strutture a vita, e questo ho detto più volte, a me sembra il fallimento della psichiatria. Sono stata rimproverata per aver detto questo, perché avrei offeso qualcuno, ma mi sembra che sia il minimo che si possa dire. Però abbiamo bisogno di un cambiamento. Allora, maggiori investimenti, ma non indirizzati alle residenze, che sono solo soldi che vengono dati a queste strutture, a questi, come si può dire, istituti che gestiscono queste grandi strutture, ma non in funzione del miglioramento della persona, in funzione di una gestione economica della salute mentale, con ovviamente profitti solo per qualcuno e non certamente per l'utente. Poi pregherei i comuni di essere solidali con le famiglie, con l'utente, e invece chiedere i fondi che sono necessari a chi vanno chiesti, che sono poi i fondi della non autosufficienza che vengono mandati alle regioni. E lì che devono battere. La regione poi dovrebbe dare il 5 per 1000, una volta nei progetti obiettivi si parlava il 5%,
Adesso nell'ultimo decreto, nell'ultimo progetto obiettivo è stato scritto fino al 5, ma fino al 5 può essere anche l'1%, cioè è assurdo. Quindi almeno il 5%, in altri posti all'estero è superiore al 7, nel Trentino Alto Adige è del 7, cioè noi il 2,9 è veramente una cosa. Investirli nella cura, nell'aver cura della persona, perché venga riammesso nella società. Già all'inizio, per esempio, all'esordio, sarebbe veramente importante sostenere le famiglie con un'assistenza domiciliare integrata, che poi chiedevamo ben 40 anni fa. Io ricordo proprio in famiglia che chiedevo questo, non c'era nessuno che ci desse una mano. Noi non volevamo certamente mettere le persone in una struttura lontana da noi, eccetera. Volevamo una mano per sapere come gestirla, che poi, adeguatamente aiutata, la persona si riprende subito. Comunque, queste sono cose che ha detto benissimo tutti quanti, avete detto molto bene, quindi non mi ripeto. Chiedo questo, ecco, la preghiera ultima è proprio questa. Spero che i consiglieri regionali, che tra l'altro me l'hanno anche promesso, riescano a guardare e vedere cosa c'è nei vari centri, cosa c'è di persone, quante persone sono, che età hanno, come sono gestite, se pagano la retta in proprio, se invece sono le famiglie a pagarla, se viene rispettata quella minima legge che c'è a livello nazionale, che sarebbe poi l'ISEE, e quant'altro. E non fermarsi all'idea che solo i farmaci possono fare qualcosa, perché ho questa impressione. Se col farmaco la persona si riprende in un certo modo, va in una struttura, se invece non si riprende, va in un'altra. Non è questo. Ci sono molti metodi riabilitativi che ormai non vengono più neanche fatti. Ecco, grazie. Grazie a te Luana, anche di alcune considerazioni che sicuramente poi i nostri relatori coglieranno. E spegni per favore il microfono, grazie, ok, se no facciamo interferenze. Ha chiesto la parola Marisa Gruarin per prima e poi vedo un'altra mano alzata. Ah no, c'era un applauso per Luana, non era una mano alzata. Bene, prego Marisa. Allora, buonasera, ringrazio molto di questa occasione. Mi sono sembrati, sicuramente il dottore Favaretto è stato sicuramente esaustivo, ma mi hanno interessato molto anche gli interventi delle due, sia della consigliera regionale che dell'amministratrice. Io mi sono cominciato ad occupare di salute mentale nel 1997, quando il partito allora democratici di sinistra mi ha detto: tu ti devi occupare di sanità. Io sono un insegnante di matematica e fisica. Ho incominciato a conoscere questo mondo e quindi tutte le vicende e l'evolversi delle leggi di cui parlava il dottor Favaretto le ho vissute in prima persona, perché ho partecipato alla formazione dei piani di zona. Io parlo da Venezia e Mestre, e abbiamo a quel tempo, quando l'amministrazione era di sinistra, avevamo partecipato moltissimo alla costruzione dei piani di zona con le associazioni dei familiari. Un sacco di queste cose che avete detto a me non sono per niente nuove, perché le ho vissute, imparate un po' alla volta, ho imparato a conoscere le leggi e tutto, e si era fatta una grossa evoluzione. Io sono rimasta ad occuparmi così come consigliera di municipalità, poi di quartiere, poi di municipalità, fino al 2010. Sono rientrata adesso con le elezioni del 2020, mi pare di essere tornata indietro al 1997. Cioè è una cosa pazzesca quello che ho sentito dire dall'assessore e dalla signora dei familiari, perché veramente avevamo combattuto lo stigma, avevamo organizzato come comune, insieme con le famiglie, insieme con
con l'allora regione che criticavamo l'USL, ma in confronto erano rose e fiori perché facevamo progetti con i centri diurni. Io ricordo di aver fatto addirittura organizzato un piccolo giardino che veniva curato dai pazienti, appunto dai malati, dalle persone, ma anche dalle famiglie, un giardino pubblico, cioè all'interno della città di Mestre, per cui non c'era il fuori e il dentro come se è stato dentro, erano fuori, le persone erano insieme ad altri ragazzi, eccetera. Così crescevano, veniva combattuto lo stigma, eccetera. Sentir dire adesso che siamo ritornati a questa specie di piccolo manicomietto, perché lo vogliamo chiamare in un altro modo, ma mi pare di capire che grosso modo alla fine diventa, magari non con le caratteristiche negative che poteva avere un manicomio, ma insomma una struttura chiusa e addirittura senza sbocco. È una cosa pazzesca e quindi io rimango veramente molto, sì, anche amareggiata, perché mi pare che la regione con la riforma delle USL, eccetera, sia veramente tornata indietro. La partecipazione non la sento più. Purtroppo, come amministratrice di opposizione adesso all'interno della municipalità di Mestre, sento che questo tipo di problema non viene minimamente affrontato dall'amministrazione Brugnaro, non viene minimamente affrontato dai servizi, anzi. E essendo io un insegnante, da poco sono andata in pensione, ma insomma so che durante il Covid le colleghe che mi parlano ancora mi dicono che i problemi dei ragazzi sono enormi. Anche ieri abbiamo avuto un suicidio di una persona di 23 anni, ci sono persone che continuamente si tagliano oppure vanno in bulimia, anoressia, e c'è un aumento vertiginoso di questo tipo di patologie. Le famiglie sono completamente sole, cioè non c'è, oltre a non esserci un servizio per gli adolescenti, oltre a non esserci un servizio per gli adulti, non c'è neuropsichiatria infantile, non c'è assolutamente nulla di questo, cioè siamo veramente tornati indietro. Per cui io credo che questo sia un problema grosso che le consigliere regionali, ma tutti insomma come partito ci dobbiamo occupare, perché forse sarà il problema più grave post-Covid. Grazie. Oh, grazie a te Marisa di queste considerazioni. Mi permetto di fare un commento. Io sono un medico igienista, quindi come dire, cerco di avere di visualizzare i problemi della salute per il peso specifico oggettivabile che hanno, e c'è una sproporzione assoluta tra bisogni e disagio psichico-psichiatrico nel bambino. Ne parleremo la prossima giovedì, il prossimo incontro, dell'adulto, dell'anziano anche, verso la percezione generale della società o di chi, diciamo, ha potere in senso buono, non in senso negativo, potere. Cioè rispetto ad altri servizi comunque per la cura a cui viene dedicata molta più attenzione, ed oggettivamente sono problemi di minore importanza per impatto, per numero e costi diretti e indiretti per le famiglie, per la società, eccetera. Quindi concordo pienamente, stiamo cercando di dare il nostro piccolo contributo, ma c'è ancora forse molto, non so, lo stigma che diventa negazione, diventa mettere la testa sotto la sabbia, un po' come gli struzzi, perché se si chiude un reparto in un ospedale si attivano i comitati dell'ira di Dio, e se invece non ci sono servizi, non dico a sufficienza, ma proprio non ci sono servizi per alcuni ambiti delle patologie mentali, i comitati non saltano fuori. Cioè i comitati, ci sono delle famiglie, ma non arriva ad un rumore tale per fare generare diciamo un movimento che poi faccia modificare la politica, perché dice ok, questa cosa interessa molto alle persone. Posso entrare un secondo con una certo, battuta? prego, poi diamo la parola a Francesco che ha chiesto
con una semplice battuta, nel senso, una volta facevo proprio questa considerazione molto umoristica. Sembra che la politica abbia il focus, quando parla di sociale, adesso non me ne vogliano, io ci lavoro, e crea questi ministeri per la disabilità come se il problema fosse concentrato solo e esclusivamente sulla disabilità e non su tutta una gamma di problemi che esistono o situazioni complesse che esistono, e quindi ha più dello spot politico che effettivamente del bisogno che esiste sul territorio, vero? E quindi quando io sento si è creato il Ministero della Disabilità oppure si è creato appunto l'assessorato per la disabilità, a me mi si alza il pelo, nel senso che dico vabbè, abbiamo fatto il nostro spot e adesso andiamo a casa, e ci lavoro nella disabilità da 20 anni, vero? Però ecco, qua si vede come dire, la percezione già da questo di quello che effettivamente può essere la complessità, che non c'è praticamente, a mio avviso. Assolutamente. Grazie Elisa. Prego Francesco, ho visto che hai alzato la mano, a te la parola. Ci sei Francesco? Niente. No. Buonasera a tutti. Mi sentite? Non ti vediamo però Francesco. Non ti vediamo. Allora, eccomi qua. Accendi la telecamera. No, perché è impossibile avviare il video dato che è stato interrotto. Vabbè, no, strano, ma non importa. Ok, va bene. Presentati anche tu, sei un assessore. D'accordo, sì, io sono un medico, sono assessore al Comune di Mira, alle politiche sanitarie e servizi alla persona. I miei complimenti vanno a tutti perché effettivamente il problema disabilità è stato svolto da tutti in maniera egregia. Quello che io posso aggiungere è soltanto questo, cioè il titolo dei nostri corsi informativi riguardano i poteri dei sindaci e degli amministratori. Io vedo che i sindaci sono sempre chiamati in causa. Allora io credo che i sindaci dovrebbero, per ogni campagna elettorale che fanno, mettere come, non dico primo punto, ma tra i punti importanti la salute e la sanità, cosa che invece non succede, perché si parla di palazzetto dello sport, si parla di viabilità, si parla di piscine, però di salute tante volte non se ne parla. Io credo che non se ne parla perché non sono preparati per affrontare queste problematiche, che sono problematiche serie. Però la salute mentale è un problema serio. Anch'io posso dire questo, che purtroppo è vero, come diceva prima la Luana Calabrese, ma questo non deve essere per noi motivo di pessimismo o di accettazione della situazione. Effettivamente è vero, le cose non sono sicuramente migliorate. È un problema di personale. Anche a me è capitato una volta che, perché questi problemi vanno discussi e non dico risolti, ma trattati dalla prima infanzia. Perché tante problematiche, se vengono trattate nella prima infanzia, può darsi che poi vengano, non dico risolte, ma sicuramente portate avanti in senso migliorativo. Ecco, la carenza del personale che riguarda appunto la salute mentale dei bambini, il neuropsichiatra infantile, questo non dovrebbe succedere. Comunque sia, è successo, ma poi dietro delle sollecitazioni, almeno per quanto riguarda la mia USL, distretto 3 Dolo-Mirano, poi il personale comunque sia è stato trovato perché c'è stata, come dire, una sollecitazione su certe problematiche effettivamente gravi. Quindi io inizierei prima il trattamento soprattutto nei giovani, nei ragazzi, nei bambini, perché sicuramente tante problematiche vengono, perché se no il problema peggiora sempre a tal punto che non diventa una malattia o una patologia dell'individuo, ma come si diceva prima è un problema che riguarda la collettività, riguarda la famiglia, riguarda l'aspetto lavorativo, l'aspetto psichico. Ecco, quindi noi dovremmo, come dire, insistere su questo.
E le conferenze dei sindaci, guardate, le conferenze dei sindaci, se non si pone mano alla conferenza dei sindaci, se i sindaci non sono in grado di, come dire, mettersi un po' da parte su certe tematiche che non conoscono bene e mandare avanti gli assessori o addirittura gli assistenti sociali assieme, non dico che i sindaci non debbano partecipare alle conferenze, assolutamente sì, però voglio dire, su certe tematiche che gli assessori le vivono tutti i giorni, io credo che gli assessori dovrebbero avere titolo per parlare. Diversamente è soltanto una conoscenza di quelle che sono le situazioni sociali e un'alzatina di mano, basta, non succede nient'altro. Io ho partecipato, per fortuna ho avuto anche la possibilità di intervenire e la differenza c'è stata, insomma, sia un altro in un dialogo, in un colloquio. Quindi quando si parla di sindaci stiamo attenti, perché tante volte non è così, perché non si possono i sindaci interessare di tutto. Quindi io credo che deve essere compito nostro, l'Elisa credo che sia d'accordo su quanto dico, Martini, deve essere compito nostro sollecitarle, insomma, prima di andare in conferenza, fare una discussione prima, studiare prima l'argomento e poi si va in conferenza dei sindaci. Ecco, detto questo, è fondamentale il discorso che diceva l'Anna Maria Bigonne, cioè la consigliera regionale, la presa in carico. Guardate che il problema è sociale in un primo tempo, però tante problematiche sociali poi come sconfinano nel problema psichiatrico e le assistenti sociali tante volte si sentono sole, si sentono in difficoltà nell'affrontare questo problema. E quella dicotomia tra territorio e ospedale c'è, purtroppo. E quindi gli assistenti sociali si trovano a dover alzare le mani perché lo psichiatra, se il problema è preso dal territorio come assistenza sociale, poi anche lo psichiatra tante volte, sarà il personale che manca, eccetera, non riesce ad accettare questa situazione, quindi prendersi carico anche della persona che diventa psichiatrica. Ecco, c'è questa conflittualità, questa dicotomia che dovrebbe essere saldata tra territorio e ospedale, perché tanti casi sociali poi sfociano, diciamo, nello psichiatrico, problema psichiatrico. Quindi io credo che su questi temi c'è tanto da lavorare. Quanto noi abbiamo detto bene, insomma, ecco. E parlo del bambino, parlo del giovane, parlo dell'adulto, non parlo dell'anziano perché statisticamente si è visto che purtroppo al problema psichiatrico in questi soggetti si accumulano tanti altri problemi che magari vengono sottovalutati e quindi probabilmente non riescono ad arrivare all'età un po' più anziana, capisci? Perché muoiono prima. C'è una casistica che ci dice questo, che queste persone purtroppo hanno una mobilità aumentata rispetto alle altre persone, perché tante altre patologie non si sottovalutano, insomma, ecco. Quindi io così ho finito, quello che posso chiedere è questo, cioè una maggiore attenzione anche da parte nostra presso i nostri sindaci su questi temi che effettivamente, per quanto riguarda le risorse, qualcuno ha detto prima di me che effettivamente è un grosso problema, insomma, bisogna dare i finanziamenti giusti, altrimenti non si possono fare le nozze con i fichi secchi. Grazie. Grazie a te Francesco, anche il tuo contributo ha dato degli spunti molto utili e interessanti e ti ringrazio. Mi collego sull'ambito del personale che anche Francesco ha menzionato, personale ovviamente collegato alla salute mentale. Ecco, io do uno stimolo a tutti perché sono certo che chi mi ha preceduto, insomma chi ha parlato questa sera, queste cose le sa bene, ma magari chi ci sta seguendo, attenzione a non cadere nella trappola del non si trovano medici e punto. Perché dico questo? Perché in realtà nei dipartimenti di salute mentale, nelle neuropsichiatrie infantili, mancano in questo momento in Veneto una quantità enorme di psicologi, di assistenti sociali, di educatori, oltre che di medici, psichiatri o neuropsichiatri infantili. E queste tre figure là fuori sono già disponibili perché di psicologi da assumere, di educatori da assumere, di assistenti sociali da assumere. Ce n'è, quanti ne vogliamo? Quindi è una menzogna dire il personale non si trova. Sì, è vero, psichiatri e infermieri
non se ne trovano facilmente. Poi, come ha detto bene Anna Maria, bisogna anche creare le condizioni perché abbiano voglia di restare in Veneto, di lavorare specificamente in questo Dipartimento di Salute Mentale, eccetera, eccetera. Perché le fughe che abbiamo avuto, ad esempio, vabbè, senza citare in alcune ASL è stato incredibile. Non rubo altro tempo. Scusa Claudio, Sì. io non so come si fa ad alzare la manina e ho provato 3 volte. Va bene, c'è un pulsantino nelle reazioni, non c'è problema. Sì. Prego, Vabbè, se volevi fare una domanda, prego. No, non voglio fare domande. Vorrei solo dire questo, che per me è stata molto emozionante questa serata, nel senso che mi ha fatto rivivere momenti di lotta del passato, fin da quando ero molto giovane. Mi ha lasciato un po' così triste il fatto che nessuno abbia mai parlato di Basaglia. Sono 40 anni che è morto e decisamente io credo che sia stato il Deus ex machina di questa riforma della 180. L'abbiamo seguito, abbiamo visto poi, abbiamo seguito anche i suoi collaboratori, quelli della sua equipe che si sono poi sparsi in tutta Italia e hanno fatto un lavoro eccelso nella chiusura dei manicomi. Tra l'altro io non mi ricordo più chi ha chiuso il manicomio di Venezia, del San Servolo, vabbè, ma non importa, lo troverò. Casa Grande forse. Ecco, qualcuno di voi di Venezia me lo potrà dire magari dopo. Ecco, io credo che quello che manca in questo momento, questa sera è una riunione per addetti, per coloro che dovranno lavorare nel sanitario, nel sociale, nelle amministrazioni, via dicendo. Ma quello che manca adesso è che noi dobbiamo preparare anche con queste riunioni, per quanto didascaliche, didattiche, dobbiamo preparare un clima nuovo, diverso, un clima di lotta, un clima di battaglia che ci riporti, non dico ai tempi di Basaglia e della sua equipe, o a Marco Cavallo o roba di questo tipo, ma un clima di consapevolezza e di voglia di fare e di chiamare le istituzioni a fare che abbiamo perso in tutti questi anni. Diciamocelo chiaramente, ci siamo adagiati tutti. Io sono la prima che mi do la colpa, pur avendo anch'io molti problemi familiari, eccetera, come Luana e via dicendo, non come i suoi, ma insomma problemi di un certo tipo, e ci siamo adagiati e abbiamo accettato quello che è venuto avanti. Ci vuole uno spirito di riscossa e richiamiamolo questo Basaglia, questo nome che ormai, come richiamiamo quello di Schittar, come richiamiamo quello di Slavic, di Pirella e Casagrande e via dicendo. Ecco. Consigliamo l'istituzione negata a qualcuno dei nostri amici e cominciamo anche nel partito a far respirare aria nuova, di battaglia, di lotta. Grazie, scusate, non ho aggiunto niente di importante. No, non era una domanda, ma era una considerazione molto importante anche di slancio, di entusiasmo, di voglia di azione. Cristina, la tua è una vera domanda, cioè, o una vera, vuoi intervenire? Sei riuscita a alzare la mano? Direi di sì. Poi direi facciamo fare un rapidissimo giro di chiusura ai nostri 3 relatori e poi ci salutiamo. Prego, Cristina. Cristina, devi togliere il muto dal microfono. Io riesco a mutare, ma non a... Scusa, sì, grazie. Allora, volevo ringraziare intanto tutti quanti per la bellissima conferenza, diciamo così. Io volevo fare un'osservazione che ho sentito non è stata fatta e non si fa quasi mai. Allora, la psichiatria, che è territoriale, è praticamente uno che ha un paziente psichiatrico è assegnato ad un medico e è quel medico lì. Non è possibile cambiare medico, per come è nata, insomma, dopo la legge Basaglia. E questo mi è stato detto per il fatto che la psichiatria appunto è territoriale. Però in realtà poi, come abbiamo sentito, sul territorio c'è di rapporto col territorio c'è gran poco. Allora, questo fatto che la psichiatria è territoriale, cioè io paziente A devo andare necessariamente dal medico B, porta sì che i medici tra loro, è brutto dirlo, non si fanno concorrenza.
cioè sono un po', come dire, demotivati. Se ci fosse invece la possibilità che io possa andare, come quando vado a farmi una visita per il ginocchio, voglio dire, scelgo il medico A piuttosto che B, piuttosto che C, c'è una concorrenza, fra virgolette. Invece qua no. Io vado dal medico lì oggi, mi rifà la visita fra un mese, poi fra un altro mese, poi fra un altro mese. E andiamo avanti così. Volevo porre l'attenzione su questo fatto. Grazie, grazie molte. C'è una considerazione in chat che parla dei problemi dei minori, in particolare anche il problema dell'autismo e del problema dell'insufficienza di servizi per questi problemi. Ne parleremo nello specifico giovedì prossimo, proprio con uno dei relatori, neuropsichiatra infantile, e quindi ci parlerà appunto di questa parte. Quindi segnatevi in agenda, non sarà il mercoledì perché è festa, è spostata al giovedì prossimo nella locandina con tutte le serate. Ovviamente trovate i dettagli, però insomma segnatevi in agenda e passate parola. Grazie. Allora prego Gerardo, se vuoi, da quello che hai sentito nelle varie considerazioni, dare risposte, fare tue... Sì, no, io mi prendo solo qualche minuto ancora. Io intanto ringrazio per gli apprezzamenti per la mia relazione, ma in verità non era per niente completa. Problemi di tempo mi hanno fatto saltare tante cose. Alcune di queste poi sono emerse in alcuni degli interventi, alcuni di quali condivido, altri mi fanno un po' più pensare. Ma parto dalla persona che diceva ma non sia stato citato Basaglia. Sicuramente sarebbe stato molto interessante fare un percorso di come si è arrivati a fare certe tappe. Io penso che gli anni 70-80 sono stati anni di grandissimo cambiamento ed evoluzione, insomma, non è nata solo la 180, sono nati tanti diritti civili. Però non possiamo non ragionare oggi, a 40 anni di distanza, sul fatto che ci sono molte cose che non vanno, l'avete detto tutti, è stato ripetuto, e siamo tutti d'accordo che ci sono tante cose che non vanno, ma non sono risolvibili né con slogan, né con, come dire, intenzioni di tipo volontaristico. Per esempio il discorso delle risorse è un discorso fondamentalissimo, però non è solo quantitativo, è anche qualitativo. Cioè abbiamo bisogno di più risorse, ma dobbiamo anche dire come vanno spese queste risorse, no? Perché giustamente, come si diceva prima, vabbè, costruiamo 72 comunità o costruiamo altre strutture o assumiamo 100.000 OS e abbiamo speso più soldi, ma non abbiamo risolto niente. Allora, la tematica della salute mentale è una tematica molto complessa che non va semplificata. Questa era l'affermazione che volevo fare, e soprattutto va storicizzata. Allora, uno dei grandi problemi di oggi, e io non lo so che cosa l'abbia determinato, sicuramente molte cose, però non possiamo non vederlo, è che i servizi pubblici non intercettano più la domanda e il bisogno di salute mentale. Il bisogno di salute mentale oggi lo trovi in tante parti, perché la modalità con cui la malattia mentale si presenta oggi è diversa, non è più quella categoria di persone che anche fino a 40 anni fa, al tempo dei manicomi, era definita, delimitata, anche perché istituzionalizzata dentro un certo tipo di contesto, per cui c'era l'ammalato e gli altri che non lo erano, il pericoloso essere gli altri e gli altri che non lo erano. Oggi una persona che ha problemi di salute mentale è un ragazzo di 17 anni che va male a scuola, che non ha relazioni, che si fuma le canne, che il sabato sera si ubriaca, che va a casa a fare baruffa con i genitori, che si mena col padre, che fa un incidente stradale, che non si riesce a stabilire relazioni, che poi né studia né lavora. Questo è uno che ha un problema di salute mentale grave, gravissimo. E i servizi non parlano questo linguaggio in questo momento. Cioè queste persone sono persone di nessuno. Non sanno dove andare, non sanno cosa fare, non hanno risposte. Di chi è la responsabilità di questo? Perché ci sono state poche risorse? Sì, certamente sì.
Però c'è bisogno, come dire, che la comunità, intesa in senso di gruppo, non di struttura, che la comunità delle persone, di chi si occupa di salute mentale, metta tutte le sue risorse per trovare quella flessibilità, quelle intuizioni, quelle innovazioni, per dare risposte a situazioni più complesse. L'anziano che rimane da solo, la signora anziana che rimane da sola, che vive di una misera pensione, che ha visto morire, che ne so, tutti i suoi fratelli, magari anche un figlio, che gli è venuto il Covid e che è depresso, disperato e che pensa di togliersi la vita. Dove va? Cosa fa? Da chi va? Ora, è molto cambiato il bisogno. Io non sono entrato negli aspetti tecnici questa sera, non sono entrato in quelle che sono appunto queste problematiche, che sono fortissime e che voi avete citato, perché appunto il paradosso è che oggi la salute, quando uno ha un bisogno ed è un ragazzo, va a ricoverarsi in un SPDC. È una delle cose più assurde che ci sia. Veramente lo è. Però, e questo per esempio, insomma, è una delle tante cose che è stata 1000 volte portata in 5ª commissione e siamo ancora qui a dire che è una cosa assurda e che succede. Allora, il grande pericolo davvero che questo sistema, che è un sistema che è l'evoluzione di quel sistema che ha superato l'istituzione e che l'ha fatto brillantemente, che l'ha fatto su dei valori straordinari, e va benissimo, ma che si è celebrato però poi, no? Abbiamo chiuso il manicomio, siamo stati bravi, abbiamo chiuso il manicomio, adesso cosa facciamo? Cosa siamo in grado di fare adesso? Che risposte siamo in grado di dare? Questo credo che è la parte sfidante in questo momento della salute mentale, perché altrimenti poi li trovi in carcere queste persone. Vai nei carceri e trovi persone che si sono trovate casi di marginalità, di altri motivi. Li trovi nei servizi sociali dei comuni, che non sanno dove sbattere la testa, perché non hanno casa, non hanno lavoro, vanno a bere tutto il giorno. La trovi nelle aspettative di puro controllo sociale. Questo si comporta male, ricoveralo. No? Cioè, si parlava di presa in carico. La presa in carico nasce dentro la psichiatria. L'idea della presa in carico è propria della psichiatria territoriale. Il valore della presa in carico è la continuità terapeutica. E allora la continuità è la storia, leggere, capire, contestualizzare, dare un senso alla vita dell'individuo, restituirlo, trovarlo con lui questo senso. E oggi questa è l'operazione sfidante, complessa, innovativa. E su questo, devo dire, purtroppo, anche gli stessi operatori non sono preparati, non sono pronti. La società, la comunità non è pronta, cioè non ha l'intelligenza per capire questo. Chi ha un problema di salute mentale è sempre l'altro, è il vicino di casa, è il figlio del vicino che è scappato in Indonesia, ma tuo figlio in fondo è solo uno che sta avendo delle difficoltà in questo momento perché c'è lo stigma, c'è la pesantezza, diceva una diagnosi, no? Non c'è quella serenità di dire ragazzi abbiamo un grosso problema, affrontiamolo. Quindi c'è bisogno appunto di risorse utilizzate bene. Per questo è necessario ragionare sul programma, fare le conferenze della salute mentale, studiare le evoluzioni, superare assetti di servizi che sono datati, perché Gesù Cristo, insomma, che uno, siccome ha 17 anni e 12 mesi e 11 mesi deve andare da uno, poi quando ne ha 12 deve andare dall'altro, prendiamo i disturbi alimentari, prendiamo l'uso di sostanze, mica guardano la carta d'identità delle persone. No? È un problema che è nella dimensione dell'esistenza di queste persone. Ecco, questo è quella dimensione valoriale, anche culturale, a cui è importante. Bisogna prendere personale, risorse, perché in salute mentale si lavora con le persone, non si lavora con i muri, non si lavora con apparecchi, c'è bisogno di persone, ma c'è bisogno anche di cultura, di idee, e credo che per questo noi come coordinamento diciamo che si parli di salute mentale, che ci si interroghi, che si sentano le esperienze, che si vada avanti. Di questo noi abbiamo moltissimo bisogno. Questo è il miglior modo per fruire dell'eredità di chi prima di noi brillantemente riuscì a chiudere il manicomio. Perché oggi interpretare quelle eredità significa fare altrettanto, nel senso di farlo nel 2021 però. Cioè non siamo nel 1978, siamo nel 2021 con problemi diversi, quindi quel messaggio, quelle figure, quei personaggi ci hanno lasciato questo. L'ultimissima cosa, poi chiudo,
il cambiare medico. Questa è una cosa, secondo me, sembra un dettaglio, ma è molto importante. Perché se tu promuovi l'autonomia, dai anche delle possibilità di scelta. E la contrattualità, questo è restituire potere alle persone, no? Questo è oggi lavorare dentro la salute mentale, cioè ridare un potere che tu gli hai tolto nel momento in cui hai detto vabbè, tu sei malato, capisci niente, decido io per te perché sono io che capisco, no? Che è quello che spesso ci fa fallire. Però significa anche essere consapevoli che ridare un potere non significa deresponsabilizzarsi. Fai tu, tanto io sono qui, prendo atto. No, perché è una persona in difficoltà, quindi devi trovare una mediazione su questa cosa qua. E questa cosa della scelta del medico è importante. E lì bisognerebbe che ci fossero delle strategie, perché allora dobbiamo comunque conservare la continuità terapeutica. Allora il senso non è nell'individuo, sta nel programma, no? Nella condivisione di un progetto, di dove vogliamo arrivare, di quello che possiamo fare, degli strumenti che abbiamo. Non abbiamo parlato stasera, appunto, del budget salute, per esempio, che è uno di quegli strumenti di finanziamento innovativo che dà la possibilità di finanziare progetti individualizzati. È legge in tante regioni, tantissime regioni, non è che adesso stiamo scoprendo il bosone di Higgs, stiamo semplicemente dicendo ci sono modalità, ci sono esperienze, ci sono modalità. Personalizzare gli interventi, cioè questo è una cosa che non vale solo in salute mentale, in verità, vale per tutti e per qualsiasi problema di salute indiscutibilmente, ma in salute mentale lo vale particolarmente perché le stesse malattie che si studiano sui libri, no? Quando si fanno gli esami all'università, quando le persone si preparano, non sono poi le situazioni che ti trovi di fronte, perché le situazioni che ti trovi di fronte sono enormemente più articolate, più complesse, e la sfida è questa complessità. Per questo la complessità si affronta con la sinergia, no? Per questo io vi ringrazio della possibilità di essere qui, di parlare, di confrontarci, di dire ognuno la sua, sapendo che se partiamo dal presupposto che nessuno di noi ha capito tutto, abbiamo già fatto un ottimo passo. Dopo magari insieme capiremo qualcosa di più. Grazie mille, davvero, dottor Favaretto, veramente grazie. Elisa, se vuoi prendere la parola e poi lasciamo Sì, chiudere ad Anna Maria. Esatto, sarò molto breve. Niente, appunto quando si parla di persona si parla di complessità. Ecco, secondo me qui la politica ha proprio fallito in questo pensiero e sta fallendo ancora maggiormente in questo periodo, pensando di gestire la complessità con semplicità. A uguale a B, 1 più 1 uguale a 2, fine. Nel senso che ci vuole fatica, ci vuole confronto, ci vuole una riflessione seria, e questa sembra essere una cosa impossibile, e quindi si riduce tutto quanto all'aspetto meramente economico, e quindi si può fare perché ci sono i soldi, non si può fare perché non ci sono i soldi, fine della storia. In realtà non è così, in realtà ci vorrebbe veramente una rivoluzione culturale politica, cioè di ripensarci da un punto di vista politico di come affrontiamo i problemi. Ecco, anche questo non è un problema, fa parte della nostra vita questa situazione. Quindi non lo se già partiamo col dire che non è un problema sociale, ma è un aspetto della società, già ci mettiamo nella condizione positiva di trovare delle opportunità, delle possibilità, delle idee e delle soluzioni. Abbiamo un modo di fare politica. Elisa, ti sei frizzata, la linea evidentemente è partita. Prova a spegnere e riaccendere il video se mi senti, Elisa. Ok, niente, abbiamo un problema con Elisa. Purtroppo, scusa? Elisa, non ti abbiamo sentito per gli ultimi 35-40 secondi.
Stavo dicendo che appunto occorre ripensare il modo di essere in politica come politici e come amministratori, proprio anche come pensiero politico. Io vado in conferenza dei sindaci al posto del mio sindaco proprio per una questione nostra organizzativa e purtroppo il dibattito politico è sempre più basso da un punto di vista di confronto, di idee, di opinioni, anche di scontro. Cioè io spesso mi scontro, però faccio fatica ad avere un feedback dall'altra parte e questo veramente impoverisce e non dà idee, opportunità, soluzioni e quindi forse è anche nostro compito ricreare un clima, mi è piaciuto adesso l'intervento della signora così rivoluzionario, di spirito rivoluzionario, cioè ricreare un clima dove insomma sia un po' quelli che rompono su certe modalità di pensiero che si è irrigidito, secondo me. Grazie, davvero, credo anch'io, Elisa, e condivido. È vero, io lo vedo qui come consigliere comunale a Castelfranco e il livello ovviamente sono soprattutto focalizzato pure all'opposizione nell'ambito del sociale e sanitario e non ci siamo, insomma, con la complessità è così elevata che le risposte non possono essere semplificate e banalizzate alle volte addirittura, oltre che iper semplificate. Quindi sì, è una battaglia di cui dobbiamo farci carico veramente come Partito Democratico, comunque anche come alternativa a questo tipo di politica che purtroppo sta governando in regione e in molte parti dei nostri comuni. Prego, Anna Maria. Io sarò brevissima. Chiudo, ma intanto ringrazio te per aver organizzato, vi ringrazio tutti per la partecipazione. Ovviamente è tutto il gruppo Sanità e Sociale, esatto, sai, che ha condiviso questa idea. Non c'è dubbio. Io sono solo la puntina dell'iceberg e il lavoro di... Insomma, però è un bel impegno anche da parte tua. Allora, è questo quello che serve da parte nostra, perché se dite che a livello comunale, locale, a volte manca lo scontro perché di fatto c'è un abbassamento del livello della politica che decide. Oggi ho fatto un convegno per quanto riguarda la riforma sulle IPAB ed è la stessa identica cosa. Noi possiamo fare le riforme, noi possiamo metterci soldi, ma dobbiamo guardare in prospettiva e mettere dei contenuti perché altrimenti sprechiamo anche risorse. Noi politica dobbiamo essere a livello giusto e necessario per risolvere i problemi, per prevenirli e per cercare di migliorare la qualità di vita di tutte le persone. Persone, perché non parlo più di cittadini, ma delle persone tutte che vivono nel nostro territorio. Purtroppo a volte non è così. A volte ci scontriamo con livelli completamente diversi, interessi completamente diversi, passioni completamente diverse, quando in realtà questo della salute mentale io credo che coinvolge veramente tante famiglie, coinvolge tante persone. Credo che dobbiamo assolutamente investire le risorse, ma non solo risorse economiche, risorse umane, fare nuovi progetti, perché c'è stata un'evoluzione anche qua. E sentivo prima il dottore che ha fatto un intervento secondo me bellissimo che va oltre la tecnica, che è quello appunto del progetto personalizzato e delle necessità dei giovani. Anche gli adulti, tutti hanno bisogno, però dobbiamo partire da lì perché lì si è modificato qualcosa, lì abbiamo delle necessità, dei bisogni completamente diversi da quelli che erano anni fa. E credo che abbiamo veramente il dovere di accoglierli, prenderli in carico e risolverli prima che si aggravino. E la politica deve far questo, la politica deve avvalersi delle persone, sicuramente specializzate in materie, ma poi deve decidere e metterci gli strumenti necessari per affrontare questo tipo di problema, che è un problema enorme che dobbiamo assolutamente affrontare. Io in quinta commissione ci sono da poco, ci sono da 1 anno e mezzo, perché un anno prima della fine della scorsa legislatura e da settembre dell'anno scorso, però le battaglie che stiamo facendo sulla salute mentale sono tante e bisogna continuarle a fare, perché così non va bene, non va assolutamente bene. È una questione anche di dignità. Grazie.
Grazie a te, grazie a tutti, siamo rimasti numerosi fino alle 11 e quasi e mezzo, per cui grazie davvero a tutti quelli che hanno partecipato stasera, grazie a chi ha fatto commenti e chi è stato con noi tutti. Ci vediamo giovedì prossimo, quindi salute della mamma, del bambino, quindi l'ambito minori e famiglia, quindi affrontiamo quell'aspetto lì. Grazie, buonanotte a tutti. Ciao, salute a tutti. E grazie ancora ai nostri relatori. Buonanotte a tutti. Saluti. Buonanotte, grazie.